Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento con Sveglia Trieste, come sempre la rassegna stampa, le chiamate da casa, i collegamenti con la polizia locale, poi gli ospiti. Questa mattina avremo con noi dalle 8 alle 9 Riccardo Laterza di Adesso Trieste, il capogruppo in Consiglio Comunale, e poi parleremo di speleologia con Marco Restaino della Società Adriatica di Speleologia, il presidente dell'associazione stessa. Andiamo subito a iniziare con quella che è la rassegna stampa del quotidiano Il Piccolo. Subito sotto la testata, la Triestina davanti al bivio, i tifosi revocano il marchio. Calcio, attesa per il destino della società rossa labardata. Tra pochi giorni, scrive Laura Tonero, la città potrebbe risvegliarsi senza più una squadra di calcio. I 9 punti di penalizzazione sulle spalle pesano come un macigno e gli appuntamenti del 4 e 6 giugno per saldare le pendenze e per perfezionare l'iscrizione alla Serie C ormai manca un soffio. Il silenzio della società in queste ore non fa che aumentare l'agonia dei tifosi che hanno deciso di revocare l'utilizzo del marchio alla compagine. Ricordiamo che il marchio della Triestina è di proprietà della tifoseria, tra l'altro una conseguenza di una decisione presa dai tifosi che hanno sborsato dei denari importanti a seguito dello scorso fallimento, diciamo così, della precedente era sfortunata in casa triestina. La città unita, Trieste non merita tutto questo, il popolo del Rocco abbraccia l'intera città, anche quella che non va allo stadio, momento da profondo rosso alabardato che angoscia i tifosi. La Regione perde lavoratori, studio IRES per i Friuli Venezia Giulia presentato dalla CGIL, persi 37.000 residenti del 2011, crollo del 25% fra i trentenni. Nel 2040 mancheranno oltre 84.000 occupati nella fascia 15-64 anni, l'immigrazione non basta più. Il Friuli Venezia Giulia sta correndo verso un baratro demografico senza precedenti, una regione che perde giovani e invecchia, con conseguenze sempre più tangibili sul mercato del lavoro e sul fronte assistenziale e pensionistico. Nei prossimi 15 anni dovrà fare a meno di 84.000 unità nella fascia di età lavorativa 15-64 anni, oltre l'11% della forza lavoro. Il governatore di Banca Italia Panetta, dazi, allarme per il PIL, l'Unione Europea non può restare ferma. L'ombra dei dazi, il dollaro messo in dubbio come architrave degli equilibri che hanno sorretto l'economia globale degli ultimi decenni e che ora sono in crisi profonda. È lo sfondo tratteggiato dal governatore Fabio Panetta, che chiama l'azione dell'Unione Europea baluardo dello Stato di diritto che non può restare ferma. 4 aziende interessate all'acquisizione di Flex, la politica sindacale, speriamo uno spiraglio per il futuro, un'offerta della Campania per la gestione di Castelreggio e poi la Chiesa piange Don Salvador, capace di grandi relazioni. Dalla vela al nuoto, il divertimento non ha età, la piscina Bianchi sono andate in scena le staffette miste di nuoto aperte a tutti, evento NEM, l'anteprima al Trieste Sport Business Forum. E poi quella che è stata la notizia politica del giorno, asili nido, forse Fratelli d'Italia in comune, va allo strappo con gli alleati, è falso che Fratelli d'Italia preme per la privatizzazione dei nidi comunali, dicono i consiglieri, poi nella serata ieri a Ring, grande bagarre sul tema, anche con le accuse del centro-sinistra che invita alla porta la maggioranza comunale. Andiamo allora a aprire le pagine interne. Oltre la vela, Banti, la vita di una leggenda, 2 volte oro olimpico, adesso è pronta alle nuove sfide, ognuno ha un potenziale, basta dare il giusto tempo, dice il segreto dei miei successi con Tita, stava nel rispetto che c'era tra noi, sapevamo valorizzarci alla perfezione. Lavoro e demografia, linea rossa 2040, secondo appunto lo studio IRES che abbiamo citato poco fa, fra 15 anni la Regione dovrà fare a meno di 84.000 unità nella fascia 15-64, negli over 50 nel 2018 rappresentavano il 37% degli occupati, oggi il 42%, l'immigrazione non riesce a compensare la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poi sul fronte del lavoro, assunzioni cresciute ma troppa precarietà, retribuzioni basse nel settore ricettivo. La CGIL non aumenta l'aspetto qualitativo con impatto sui salari, gap del 20-25% tra full time indeterminato e part time a scadenza. Andiamo a sentire le parole del segretario regionale della CGIL Piga nel servizio mercato del lavoro CGIL realizzato ieri dal nostro Gianluca Paladin sulla base appunto
dello studio dell'IRES incrociato con quelli che sono i dati del sindacato sulla situazione in regione. Il dato che preoccupa più di tutti è il saldo tra le persone che si dimettono a contratto indeterminato e le nuove assunzioni. Siamo nell'ordine di nuovi avviamenti al lavoro nel 2024 pari a circa 160.000 unità, di cui la maggior parte sono nell'ordine dell'85% sono contratti precari. A crescere in regione soprattutto il lavoro povero e precario è quanto emerge dallo studio della CGIL in base ai dati IRES. Se è vero che c'è stato un aumento delle assunzioni, l'analisi considera un andamento demografico preoccupante con la prospettiva di una riduzione di 84.000 unità della forza lavoro potenziale per i prossimi 15 anni. Cioè ci sono sempre più persone che lasciano il Friuli Venezia Giulia e non vengono compensate da altrettante persone, altrettante professionalità. Nell'ultimo anno parliamo dell'ordine di 1.600 persone che traguardando i prossimi 5 anni vediamo che è lì pezzo di forza lavoro che viene meno. Il fenomeno dell'immigrazione, anche a causa delle leggi che ci sono, non è in grado di compensare questa perdita demografica. Un altro dato che emerge dallo studio è l'andamento negativo dei salari del Friuli Venezia Giulia. Una forte perdita del potere di acquisto anche per effetto dell'inflazione e in certi settori calano le retribuzioni. Inoltre, nonostante l'aumento dell'occupazione femminile, sottolinea il sindacato, rimane pesante il divario salariale fra uomini e donne. A livello regionale sicuramente dal nostro punto di vista c'è l'emergenza di dar seguito all'emendamento che è stato approvato nella legge bilancio del Friuli Venezia Giulia, sulla quale si incentiva attraverso la contrattazione di secondo livello, quindi maggior salario per le lavoratrici, i lavoratori e delle grandi imprese, ma anche e soprattutto delle piccole imprese, che la Giunta regionale ha condiviso la proposta di CGIL e CISL e UIL, sulla quale bisogna assolutamente dar seguito. Proseguiamo anche con la situazione economica. SOS di Banca Italia, dazi a rischio, quasi un punto del PIL mondiale. Panetta incalza l'Unione Europea, non può restare ferma. In Italia salari bloccati dal 2000, intervenga sull'energia. La caduta del dollaro pone dubbi sul sistema del sistema monetario internazionale. Scusate, rileggo. La caduta del dollaro pone dubbi sul futuro del sistema monetario internazionale. L'Italia, che dà pure segnali di vitalità economica e incassa giudizi positivi sul rating, il governo deve proseguire sul risanamento dei conti, dice Banca Italia, che è solo l'inizio, intervenire con urgenza sul costo dell'energia e sui salari fermi al 2000. Il monito, i rischi globali assorbono una parte consistente delle considerazioni finali del governatore, parole di peso se pronunciate da una delle posizioni chiave dei G7. La corsa ai dazi innescata da Trump crea incertezza e sta incrinando la fiducia a livello internazionale su cui si basava il benessere. Potrebbe sottrarre quasi un punto percentuale alla crescita mondiale in 2 anni e sta spingendo l'economia globale su una traiettoria pericolosa, mettendo a rischio già oggi il 5% del commercio globale. Costa chiudere l'intesa fra UE e Mercosur a dicembre. La posizione di Meloni, Europa e Stati Uniti devono comprendersi. A dirlo è Giorgia Meloni, al termine della sua prima visita in Asia centrale. Credo che fra le due sponde dell'Atlantico ci sia un approccio diverso, uno che va più nel dettaglio, uno che punta più a un accordo globale. Credo che si debba favorire una maggiore comprensione. Intanto gli Stati Uniti, il caos tariffe, Trump studia un piano, nuovo attacco alla Cina. Il tycoon, frustrato dai lenti progressi delle trattative, accusa Pechino di aver violato l'accordo stretto il 12 maggio, avanti invece con i colloqui con Bruxelles. L'Unione Europea emetta titoli per finanziare la sua crescita. Il premio Nobel Pissaris sta con Panetta, l'Europa deve stare unita, ma i 27 siano più seri sull'integrazione. La sua analisi al Festival dell'Economia a Torino, i dazi di Trump, politica senza giustificazione. Alta tensione fra Israele e Macron, fa una crociata contro di noi, il Presidente definisce un dovere morale il riconoscimento di uno Stato palestinese. Hamas temporeggia però sulla tregua.
Il dolore del Premier per Martina, ti senti disarmata, non li capiamo, Meloni apre all'appello di Schlein, io ci sono, lavoriamo insieme alla bicamerale infanzia, polemica invece su De Luca. Per la Premier dice rischiamo di non capire quello che sta accadendo alle giovani generazioni, siamo la prima generazione di genitori che cresce figli completamente digitali, il mondo che loro vivono non è il mondo che vivevamo noi da ragazzi, forse non siamo neanche bene in grado di capire quello che sta accadendo, i pericoli che loro vivono sono importanti. È un dibattito che va aperto, confesso che non ho le risposte, ma se non ci facciamo le domande non possiamo trovarle. Meno scuole ma più sicure, approvato il piano triennale del Friuli Venezia Giulia. La Giunta adotta le linee guida per l'edilizia scolastica mirante a tener conto dell'inverno demografico. Da una parte questo, dall'altra parte la volontà di garantire servizi educativi accessibili a tutti, più sicuri e di migliore qualità. Da qui appunto la necessità di avere appunto delle strutture grandi, sicure e meno scuole, diciamo anche di una certa vetustà, che hanno problemi strutturali e di altro tipo sempre da dover manutenere. T-shirt e felpa sostenibili per promuovere la regione, la nuova Capsule Collection firmata da It's Academy usa la polvere di grafite degli scarti industriali come colorante. Franchin, la sfida è stata non generale, materiali nuovi e vero made in Italy, ideato e prodotto sul territorio. E su questo e su altro andiamo a sentire il governatore Fedriga. Il decreto sicurezza non è un decreto della paura. No, un decreto delle regole. Penso in particolar modo alla questione delle case occupate. Era una vergogna che magari, facciamo l'esempio di un pensionato che per qualche motivo deve lasciare casa, magari perché viene ricoverato per qualche tempo, la casa gli viene occupata e non riesce più a liberarla e non è più la casa di sua proprietà. Oppure magari chi ha un appartamento costruito, acquistato con la fatica di una vita, con lo stipendio di una vita, che gli viene occupato e non riesce più a mandare via nessuno. Se gli viene occupato, una vergogna, non è uno stato di diritto. Il commento arriva a stretto giro dopo il via libera con polemica alla Camera dei Deputati del decreto sicurezza, già ribattezzato dalle opposizioni decreto paura. 39 articoli, 14 nuovi reati, fra cui il contestato reato di blocco stradale o ferroviario e 9 aggravanti. Il testo riguarda la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, la gestione dell'ordine pubblico e dell'immigrazione e altri temi. Poi il presidente Fedriga si sofferma anche sulla dotazione delle body cam per gli agenti di polizia. Giustissimo, c'è qualcuno che vuole colpevolizzare le forze dell'ordine raccontando molte volte cose lontane dalla realtà. Facciamo vedere quelle body cam. Adesso chi ha paura? Perché la sinistra non vuole le body cam? Per vedere semplicemente quello che è successo, semplicemente perché c'è un'ideologia che vuole colpevolizzare le forze dell'ordine. Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha anche risposto ai timori annunciati dalla CGIL per il mondo del lavoro in regione, fra salari bassi, precarietà e fuga dei giovani. Penso alle misure che diamo non soltanto per l'acquisto della prima casa, ma per esempio i contributi che abbiamo messo in campo da 2 anni per chi da casa dei genitori decide di acquistare casa, dove diamo addirittura contributi a fondo perduto quando nascono i figli. Quindi cerchiamo di fare diamo i contributi per l'assunzione a tempo indeterminato ed altro. Il tutto discusso a margine dell'incontro nel Palazzo della Regione per la presentazione di Capsule Collection di It's Academy con la nuova maglietta Io sono Friuli Venezia Giulia, insieme all'assessore a turismo e attività produttive Sergio Emidiobini e Barbara Franchin, fondatrice di It's Fondazione. E oltretutto sono tutti prodotti made in Italy, sostenibili, fatti con prodotti di recupero dall'industria. Quindi totale sostenibilità e quindi promuoviamo i valori del Friuli Venezia Giulia attraverso un merchandising di altissima qualità. Allora, proseguiamo. Oscar del cicloturismo 2025 alla Liguria, la Slovenia destinazione bike friendly. La cerimonia all'Hotel Savoia di Trieste, dopo la vittoria del Friuli Venezia Giulia l'anno precedente con la Pedemontana, e dunque la regione Liguria che si aggiudica questo Oscar, diciamo così. Dal lato secondo fino alle stringhe, temi da Nobel, eccellenza alle CTP, la domanda di Gross è come conciliare gli studi sulle scale microscopiche con la relatività generale. Fra i protagonisti Parisi, vincitore nel 2021 per aver svelato i misteri dei sistemi complessi. Laurea ad honorem a Benporada a Trieste, magistrale in diplomazia e cooperazione internazionale, il direttore delle relazioni esterne e comunicazione di Generali. È stato letto un messaggio inviato dalla ministra
dell'Università e della Ricerca Bernini. Allora, andiamo al caso di cronaca che riguarda la nostra città ormai da anni. I bracciali tagliati di Liliana. Fra i reperti da analizzare pure scaldacollo e grempiule, GoPro di Visintin, riesame dei video, orari non ritoccati. Un grembiule rosso, 2 scaldacollo, 4 paia di guanti, anche questi della tonalità del rosso, scrive Laura Tonero. Emergono altri dettagli dalla lista degli oggetti sequestrati a casa di Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie. Poi c'è la curiosità dei bracciali, uno nero in caucciù e tagliato, sequestrato nell'appartamento, l'altro invece con dei disegni greci, acquisito a casa del fratello di Liliana. Ma perché la PM Ilaria Iozzi, che dirige l'indagine, non sta trascurando alcun dettaglio, ha decretato il sequestro anche di questi oggetti? Cosa rappresentano quei bracciali? Possono avere a che fare con l'ipotesi di omicidio sulla quale sta indagando la procura? Rileggendo gli atti, Iozzi deve essersi concentrata sulle dichiarazioni rilasciate dalla nipote di Liliana poche settimane dopo il ritrovamento del corpo della zia, alla quale la giovane è molto legata. Appunto, all'OPP, quando è stata trovata, non indossava i bracciali che utilizzava normalmente, che aveva con sé normalmente. Gli oggetti sequestrati appunto sono questi, questo è il braccialetto, un souvenir acquistato in Grecia. Vedremo insomma quali saranno le risultanze dalle analisi appunto sugli oggetti. I tempi di risposta, i dubbi, il dolore, il natisone un anno dopo. Il 31 maggio tra le 13.29 e le 14.10 si consumava il dramma di Patrizia, Bianca e Christian. L'avvocato delle famiglie dei ragazzi, chiediamo giustizia, la magistratura ha lavorato bene. 4 le persone indagate, nei loro confronti ipotizzate responsabilità legate alla modalità dell'intervento. Il procuratore capo di Udine, indagini accurate, abbiamo rilevato ritardi nei soccorsi. Massimo Lia ha coordinato l'inchiesta con il sostituto Letizia Puppa, attività investigativa completata in tempi tutto sommato contenuti. Il fascicolo inizialmente aperto a carico di ignoti, poi l'iscrizione di 3 vigili del fuoco e un operatore della Sores. Pagina Istria, Quarnero Dalmazia, lavori in arrivo sulla statale che collega Cherso e Lussino, cantiere al via dopo la fine della stagione turistica, restyling di 4,3 km per 3,6 milioni di euro. Salute pubblica, epidemia di leptospirosi a Sarajevo, una trentina di casi accertati della malattia trasmessa dal topo in Bosnia. Causa del focolaio, la mancata deratizzazione. Si registrano ora contagi anche fuori dalla capitale e uno in Montenegro. Andiamo a vedere tra l'altro tra poco, anche se sentiremo novità dalla polizia locale di Trieste, mentre vediamo le notizie sulla Flex. 4 aziende su Flextronics o Radiatronics, si lavora per un'offerta, l'advisor ha raccolto le prime manifestazioni di interesse per il subentro nel sito. L'obiettivo è ricevere una proposta vincolante entro giugno e vendere a settembre. Faircap garantisce la volontà di vendere la fabbrica a un solo soggetto impegnato a salvaguardare tutti i dipendenti. CGIL Cisle Will comunica di aver ribadito la necessità di andare a discutere un piano industriale che sia garanzia di salvaguardia dell'occupazione e di prosecuzione della missione industriale del sito. L'advisor ha sottolineato che è prematuro andare nel merito dei piani industriali che saranno oggetto di un approfondimento in un secondo momento quando questi interessamenti saranno più concreti. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico e viabilità con Marco Cernecca, assistente scelto. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora inizierei con la situazione attuale che al momento non vede intralci sulla rete stradale e nemmeno abbiamo comunicazione di incidenti attualmente. La notte è trascorsa abbastanza con vari interventi per le nostre pattuglie
abbiamo rilevato 3 sinistri, il primo dei quali a carattere solo danni in via di Pecco, via Rio Storto, poi in via Giulia 9 un incidente che ha visto coinvolti 2 pedoni che sono stati ricoverati presso l'ospedale di Catinara, uno dei quali in condizioni di una certa gravità. E ancora uno in via delle Sette Fontane, in questo caso un incidente solo danni con il mezzo danneggiato che era in sosta. Inoltre sempre altri interventi inerenti a rimozioni e divieti di sosta. Cernecca, le posso chiedere una gentilezza? L'incidente con 2 pedoni, mi può ripetere solo quello che non ho capito bene, quello con uno un po' più grave? Sì, in via Giulia 9, diciamo all'altezza circa quasi del nostro distretto, per capirci. Questa dove notte? È il giardino pubblico. Sì. Questa notte? Purtroppo. Come? Questa notte? Sento male, mi scusi. È successo questa notte? Questa notte attorno alle 23 è accaduto. Grazie, mi scusi, prego, prosegua pure. Sì, volevo proseguire in agenda. Ricordo che anche oggi ci sono dei lavori temporanei, le famose ordinanze lavori che riguardano Piazzale della Rimembranza, via Felluga presso gli impianti sportivi, Largo Barriera e via San Francesco. Non sono tante, per quello glielo dette tutte quante. Nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19, ricordo questo che è la cosa fondamentale, è previsto un corteo che partendo da piazza San Giovanni si snoderà lungo la via Imbriani, via Mazzini e poi arriverà sulla riva 3 novembre con direzione riva Ottaviano Augusto per concludersi all'inizio di riva Traiana. Le nostre pattuglie ovviamente saranno sul percorso per attuare le dovute chiusure e le deviazioni del traffico. In serata inoltre abbiamo sempre in agenda una processione religiosa alle ore 19:20 che dalle via dei Mille transiterà in via San Pasquale fino alla via dell'Eremo per tornare poi in via dei Mille. Altre cose inerenti alla viabilità non avrei da dirvi, per cui vi ritornerei la linea augurando anche un buon fine settimana a lei e a tutti i telespettatori. Grazie davvero per la completezza di informazione di questo primo collegamento del mattino a Marco Cernecca. Proseguiamo ancora la questione sindacale. Primo ok sul Golden Power per la cessione di U-Blocks. Il passaggio della U-Blocks di Trieste all'irlandese Trasna passa il primo vaglio dell'autorità italiana, chiamate ad analizzare le trattative e concedere il Golden Power perché il settore delle tecnologie cellulari è considerato strategico e le acquisizioni devono essere approvate dal governo. Secondo fonti vicine al dossier, il Ministero delle Imprese ha esaminato l'operazione e dato il proprio via libera formale che consente ai privati di stipulare l'accordo di compravendita. Perché ciò avvenga, tuttavia, manca ancora il compimento dell'analoga procedura da parte della Presidenza del Consiglio. Dopo il disco verde del Mimit appare molto difficile che il responso possa essere differente. Vabbè, proseguiamo con le altre notizie, arrivando alla cronaca triestina e in particolare alla situazione politica. Strappo sui nidi privati, menzogne e omissioni anche nel centrodestra. Fratelli d'Italia nega di aver spinto alla soluzione, tira in ballo Lega e Forza Italia, una scelta obbligata per aprirli. La Ragioneria non aveva soldi per il personale. Parliamo ovviamente dell'asilo di Roiano. Andiamo a vedere il servizio di ieri sera con Claudio Giacomelli che insomma non le manda a dire a Forza Italia. Ho voluto fare chiarezza sulla nostra posizione perché siamo il partito più grande della maggioranza e nostra responsabilità era quella di tenere insieme la maggioranza e governare perché ci hanno eletto per governare e per governare anche bene. Però di fronte a una serie di menzogne, falsità, omissioni siamo dovuti uscire. Falsità, menzogne e omissioni. L'affondo di Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia questa volta non è tanto verso le opposizioni quanto verso gli alleati del centrodestra, in particolare Forza Italia. A pochi giorni dalla chiusura della crisi regionale nel centrodestra, questa nuova situazione riapre una crepa politica nella maggioranza? Alla domanda si può parlare di crisi comunale? Giacomelli ha risposto no per ora. Il
tema è l'asilo di Roiano e lo stallo che ne contraddistingue la sua futura gestione, quindi apertura. Sul tavolo c'è la delibera dell'assessore all'educazione Maurizio De Blasio, che apre alla concessione a terzi del servizio educativo, poiché il municipio non ha margini economici e amministrativi per nuove assunzioni. Il documento, rimarcano i patrioti, è stato concordato con il segretario provinciale di Forza Italia Alberto Polacco, con l'avallo della giunta comunale dove siedono la segretaria azzurra del Friuli Venezia Giulia Sandra Savino e il vice sindaco della Lega Serena Tonello. Un testo che però ha incontrato l'opposizione della consigliera Angela Brandi di Forza Italia, ex assessore all'educazione. Non è un'idea di Fratelli d'Italia la concessione del nido di Roiano. Ci è stato detto dall'assessorato al bilancio che non abbiamo le risorse. Un altro partito dice invece sì, ci sono. Noi siamo disponibilissimi a vedere chi ha ragione, siamo contentissimi se lo facciamo con personale interno, ci è stato detto che non ci sono i soldi per farlo, se ci sono per noi va benissimo con risorse interne, se non ci sono bisogna fare la concessione. L'unica cosa che non bisogna fare è tenerlo chiuso. Questo stallo non dipende da noi, non l'abbiamo voluto noi. In questa operazione Verità Fratelli d'Italia non ci sta a sentirsi etichettato come il partito che vuole privatizzare i nidi comunali. A riprova di ciò vengono menzionati alcuni passaggi che risalgono allo scorso anno. C'è un atto preciso dell'aprile del 2024 in cui si dice espressamente, portato dagli assessori di Fratelli d'Italia, che non si privatizza nulla. Per chiarire ai triestini, neanche un bambino che oggi è una maestra comunale si vedrebbe sostituita quella maestra con una maestra privata. Neanche un bambino, nemmeno una. Queste settimane per cercare una conciliazione in maggioranza è stato chiesto di avanzare proposte. Forza Italia, dicono i meloniani, ha unicamente proposto di aumentare le tariffe alle famiglie, idea rigettata dal partito tricolore. Una proposta della consigliera comunale Angela Brandi, fatta durante una riunione di consiglieri di maggioranza, di aumentare le tariffe a tutti i triestini che hanno i figli negli asili. A questo noi ci opponiamo. Sarebbe un aumento di minimo 27%, sarebbe una vergogna. Allora, queste le parole di Giacomelli, questa è la posizione di Fratelli d'Italia. Tele4 poi ha registrato ovviamente la replica di Forza Italia, il partito messo sotto accusa per le parole di Angela Brandi. Ha parlato il capogruppo Alberto Polacco. Claudio Giacomelli parla di menzogne, falsità, omissioni da parte di un altro partito, Forza Italia, sull'asilo di Roiano, e poi dice che Forza Italia vuole sostanzialmente alzare la tassazione per restare con il pubblico totale, diciamo così, sulla gestione. Beh, questo ovviamente è falso e lo respingo al mittente. Oggettivamente sento un po' di eccessivo nervosismo. Se tutte le discussioni politiche dovessero sfociare in questi toni o in minacciate crisi di governo non finiremo più, quindi l'appello è ovviamente alla calma, alla serenità, in un confronto politico. E penso che, ad esempio, per quanto riguarda la sanità, alcuni sindaci di Fratelli d'Italia hanno usato toni molto forti nei confronti del Presidente Federica e dell'assessore Riccardo, e non per questo poi chi ha il dovere di amministrare in qualche modo si è abbassato a un livello politico che non ci compete. Io ricordo una cosa: nel centrodestra storicamente c'è una visione di intenti comune, ci sono i momenti in cui si discute ed è normale che sia così. Ecco, non enfatizzerei sempre toni che in qualche modo non servono al bene della maggioranza e al bene della città e degli elettori. Ecco, io dico, ci sono delle visioni in questo momento differenti. Ripeto, ad esempio, e ribadisco il concetto, a livello regionale Fratelli d'Italia con alcuni suoi sindaci contesta una parte, in alcuni casi, di esternalizzazione. Qui c'è una visione diversa sopravvenuta, perché è passato un anno da quando questa delibera sul nido di Roiano è stata portata in Consiglio Comunale, su quelle che possono essere le scelte per aprire l'asilo. La volontà di tutti è farlo, troveremo come sempre, penso, una soluzione, un punto di caduta che vada bene a tutti, ma un appello veramente alla calma. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco perché c'è altro da dire sulla questione Roiano e quindi tra poco analizziamo anche gli altri aspetti e le altre posizioni, poi sentiremo anche il parere di La Terza alle ore 8 qui con noi.
Bentrovati ancora a Sveglia a Trieste. Riepiloghiamo un attimo quella che è la vicenda di Roiano che sta, diciamo così, agitando la politica comunale. Fermi in aula. L'asilo nido dell'ex Polstrada di Roiano è pronto e sebbene sarebbe potuto entrare in funzione già l'anno scorso anno, non aprirà neanche a settembre nonostante la forte richiesta delle famiglie. La sua apertura dipende dal dibattito arenatosi in Consiglio Comunale ormai lo scorso luglio attorno alla proposta di giunta di affidare la concessione a privati appunto la gestione della struttura. Nemmeno un posto di educatore comunale attualmente in essere verrà esternalizzato, assicura Fratelli d'Italia, i cui assessori Stefano Ave e Maurizio De Blasio rivendicano di aver presentato un anno fa un verde di giunta per assicurare che tutte le strutture già gestite dal Comune rimarranno pubbliche con personale interno al Comune, il che però non si applica alle strutture di nuovo realizzo. L'opposizione, subito al voto, scena pietosa da scaricabarile, le varie posizioni. Tra poco sentiremo anche quella del consigliere La Terza, capogruppo del Movimento. Per quanto riguarda invece i sindacati, nel settore educativo condizioni insostenibili, niente concessioni, si stabilizzino i precari. L'agitazione di CGIL, CISL, UIL e UGL sull'ipotesi di esternalizzazione dei servizi, proposta offensiva per chi opera nel pubblico e disagio per le famiglie. I telefonini dei sindacalisti continuano a vibrare, il personale dei servizi educativi è preoccupato per la divisiva scelta del centrodestra di affidare in concessione a privati la gestione dell'asilo di Roiano. Sul piede di guerra, per le parole rilasciate al piccolo del sindaco Roberto Di Piazza, convinto che una tale modalità di gestione in futuro possa essere applicata anche ad altre strutture di infanzia. Di conseguenza, insomma, c'è una situazione molto incandescente. Com'è bollente la situazione in casa triestina? Noi 2 giorni fa, nella giornata, diciamo così, che ha segnato la novità dei 9 punti di penalizzazione che erano attesi, si parlava di 6, si parlava di 8, ne sono arrivati addirittura 9, abbiamo fatto subito un passo in avanti perché era inutile prendere in giro i nostri telespettatori parlando solo di una penalizzazione quando in questo momento il fatto che la Triestina partecipi al prossimo campionato di C è totalmente in dubbio. Perché? Perché non sono state pagate le pendenze, perché non sono stati pagati i fornitori, perché non sono stati completati i pagamenti ai dipendenti. Tutte cose necessarie per andare a iscrivere la squadra, tutte cose da fare entro mercoledì prossimo, perché entro giovedì ci si iscrive, ma bisogna avere le pezze d'appoggio per garantire la trasparenza alla Covisoc, organo di controllo che deve validare i documenti dell'Unione Sportiva Triestina Calcio, esattamente come nel caso delle altre società. Il tema qual è? Se rimane fuori un singolo pagamento, se rimane fuori un singolo potenziale decreto ingiuntivo, la squadra non si iscrive al campionato, viene esclusa. Qua parliamo di 4.990.000 euro da pagare entro mercoledì prossimo, poi ci sarà circa un altro 1,6 milioni da pagare per saldare a luglio gli stipendi di maggio e ad agosto gli stipendi di giugno, 750.000 euro a, diciamo così, tranche. Questa è la situazione. Di fronte a tutto questo, Triestina un bivio, marchio la società, revocato dai tifosi. Ieri sera abbiamo dato lettura del comunicato arrivato appunto a ridosso del telegiornale di Sergio Marassi, presidente del centro di coordinamento Triestina Club, che oggi sentiremo ai microfoni già nel telegiornale meridiano. La scelta dei club sull'utilizzo del logo dopo la penalizzazione di 9 punti, si muovono le istituzioni, preoccupano gli imminenti impegni di spesa. Le scadenze del 4 e 6 giugno per saltare pendenze e iscrizione, servono 5 milioni subito, più altri 2,2 alla fine del mese. Il sindaco di Piazza chiama i vertici per un incontro, mentre il collega Polidori si dice convinto che i fondi alla fine arriveranno. Tra pochi giorni la città potrebbe risvegliarsi senza più una squadra di calcio, scrive Laura Tonero sul quotidiano Il Piccolo, che ripete le scadenze, quelle per pagare quanto necessario per chiudere la gestione e quelle appunto per iscriversi. Qua c'è una lettera aperta, ci sono una serie di posizioni per esempio l'avvocato Giorgio Bore, che dice
Preferirei non commentare una situazione del genere, sono davvero dispiaciuto e amareggiato. Tito Rocco, provo un enorme dispiacere per l'evolversi della situazione, ancora non ci credo. Bruno Marini, che all'epoca dell'acquisto del marchio da parte dei tifosi non lesinò il portafogli, una cordata di imprenditori triestini non avrebbe la forza, qui l'unica realtà che si è spesa per la città è Generali, vedi Palazzo Carciotti, ma servono anche dirigenti all'altezza. Mister Rossi, la Marcor di Lucca, soldi sperperati da mani sbagliate. L'allenatore della doppia promozione della C2 alla B parla di record negativo e critica la gestione americana. Il tecnico ricorda il presidente Berti, all'epoca dissi che solo dopo qualche anno si sarebbe capito che cosa avevamo fatto. Il preparatore atletico Bellini, mi fa male vedere questo in una realtà di confine che è ancora più attaccata a quella che è la bandiera. 23 anni ci separano da quei giorni di giugno del 2002 che regalarono l'ultima grande gioia della promozione sul campo in Serie B, nei playoff vinti con la Lucchese. La Triestina ora rischia di sparire o bene che vada di giocare un campionato con 9 punti di penalizzazione. Ovviamente seguiremo passo a passo l'evoluzione della vicenda che insomma in questo momento è particolarmente complessa per tutta una serie di fattori, ma in primis per la questione soldi e tempo, e quindi speriamo naturalmente che il miracolo, come l'abbiamo definito, avvenga. Certo è che i tempi sono davvero stretti e i soldi sono molti da, diciamo così, tirar fuori senza ancora parlare di business plan, semplicemente per chiudere la stagione. La Chiesa piange Monsignor Salvadè, sacerdote capace e di grandi relazioni, economo diocesano classe 1945, era originario della provincia di Como. Il vescovo si è speso fino all'ultimo anche nei momenti della malattia. Disagi al traffico per un incidente fra via Rossetti e Buonarroti, coinvolti 2 veicoli. Andiamo ancora avanti. Ancora deserte le aste per le scuole di Muggia e la caserma della Guardia di Finanza, il sito che ospitò la Finanza e al terzo tentativo di vendita, le ex elementari San Rocco e Chiampora sono addirittura al quarto, quindi stallo sulle aste indette dal comune di Muggia. Bagno Castelreggio, gestione, c'è un'offerta dalla Campania, la proposta presentata dal comune alla Disa Parking Solution è di 160.000 euro, gli uffici devono verificare che la SRL di Torre del Greco soddisfi quelli che sono i requisiti di legge. Il sindaco Gabrovez, i servizi essenziali saranno approntati entro il 7 di giugno. Andiamo anche alla cronaca, andiamo a rivedere quello che è successo ieri tra Gorizia e Trieste. Partiamo dall'incendio che purtroppo ha distrutto una osteria appena ristrutturata, appena riaperta nel Goriziano. Un'osteria storica riaperta solo 3 giorni fa, finita in cenere per colpa di un incendio. E la triste sorte della Riva Piazzutta, che era stata riportata alla vita dalla 27enne goriziana Gaia Mazzariol. Il rogo si è originato alle 8 del mattino quando si è iniziato a lavorare in cucina. È bastata una fiammata da un fornello per innescare il disastro. La titolare ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e i carabinieri, quando le fiamme, purtroppo, dopo aver distrutto la cucina, hanno intaccato anche la sala. Le forze dell'ordine hanno transennato la via antistante, mentre i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento che fortunatamente non hanno intaccato i 2 appartamenti sovrastanti. Spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'intero stabile, attivando anche gli eletroventilatori per liberare i locali dal fumo. Una volta chiuso l'intervento è partita la conta dei danni, cucina completamente da rifare, salone annerito dal fumo, con valutazioni ancora in corso su quale strada prendere per il futuro. Fortunatamente nessuna persona è rimasta intossicata. La cronaca anche su Trieste con la doppia truffa ai danni di anziani, bottino complessivo 23.000 euro, consueta tecnica del falso carabiniere che chiama parlando di un incidente a un familiare. Non c'è pace per gli anziani triestini, 2 truffe nel giro di pochi giorni per un totale di quasi 23.000 euro sottratti. Il sospetto è che per entrambi i casi i responsabili siano gli stessi. È stata utilizzata ancora la tecnica del finto carabiniere. Il primo episodio è avvenuto in via del Ghirlandaio lunedì scorso ai danni di madre e figlio.
Una donna di 70 anni ha ricevuto la telefonata da un sedicente carabiniere che l'ha convinta servisse molto denaro per rilasciare un parente finito nei guai. Un altro militare dell'Arma sarebbe passato a riscuotere i soldi. La donna, presa dal panico, ha raccolto tutti i gioielli che aveva in casa per un valore di 20.000 euro e li ha consegnati al finto carabiniere, puntualmente presentatosi alla porta. Questi ha poi comunicato a madre e figlio che sarebbe stato necessario vedersi anche il giorno dopo per consegnare altro denaro. Le vittime della truffa, insospettitesi della nuova richiesta, si sono quindi rivolte alle forze dell'ordine. Sul caso indaga la questura. Ieri mattina invece una donna di 89 anni residente a San Giacomo ha sporto denuncia al comando dei carabinieri di Via dell'Istria. L'anziana ha riferito di aver subito un raggiro da un finto carabiniere che l'aveva contattata comunicandole che il figlio era responsabile di un incidente stradale. L'unico modo per risolvere la questione sarebbe stato pagare. La malcapitata ha consegnato al sedicente militare dell'Arma 2.500 euro. Proseguiamo con la rassegna stampa. Non solo Robbie Williams, tutti i concerti dell'estate a Trieste e dintorni, in arrivo in città anche la Certezza Nazionale Capossela e tanti altri, dai Rockets alla star anni 90 Corona. Ampia l'offerta della musica in regione durante quella che sarà l'estate, con per esempio nel calendario di Trieste Estate artisti internazionali come Fantastic Negrito, Marchi Ramone, Billy Evans, Vinicio Capossella. Poi negli appuntamenti filmati Vigna PR e Good Vibration Entertainment al Castello di San Giusto, il violoncello di Luca Sulic, poi Marchi Ramon, componente dei leggendari Ramones, e poi ancora andiamo avanti. Corona, appunto, modella e cantante brasiliana, ricorderete The Rhythm of the Night, come diciamo così, la grande hit da discoteca degli anni 90, e poi tanti altri. Vorrei andare a vedere anche il servizio che ci racconta di come questa domenica, 1° giugno, ripartiranno tutti i servizi marittimi in Friuli Venezia Giulia, quindi non solo la Trieste Muggia, che insomma lavora anche d'inverno, ma anche la Trieste Grado, la Grado Lignano, il collegamento con Monfalcone, insomma tutte le tratte. Dal 1° giugno si riparte su tutte le rotte e gli approdi regionali. Lo stanziamento di 4,5 milioni di euro approvato in giunta regionale permette di mettere in funzione tutti i collegamenti via mare garantiti da TPL e FVG. Oltre ai servizi classici, Trieste Muggia, con l'ampliamento della fascia serale presentata da poco e votata a incentivare turismo e ristorazione nella cittadina rivierasca, scattano i collegamenti sperimentali tra Trieste e Monfalcone e quello tra Grado e Lignano Sabbiadoro. Le novità sono che ripartono a partire già dal 1° giugno tutti i nostri servizi marittimi stagionali che prevedono la tratta Trieste-Grado, Trieste-Monfalcone, prevedono la Marano-Lignano, la Grado-Lignano e poi anche i servizi sperimentali, aggiungo, che sono stati proposti dai comuni, penso all'Aquileia-Grado per esempio, al potenziamento anche sulla linea costiera di Trieste. Altra notizia positiva è quello che viene potenziata a livello notturno, la linea invece quella annuale che consente di spostarsi tra Trieste e Muggia e viceversa. Le tariffe sono in linea con quelle degli anni precedenti, con ovviamente tutti i pacchetti di abbonamento, la possibilità di portare la bicicletta sul nostro sistema marittimo che fa parte dell'intermodalità della nostra regione, del TPL tra ferro, gomma e marittimo. Altro tema che abbiamo trattato nel telegiornale di ieri è quello del Open Day del Tartini. Se ne è occupato Gianluca Paladini. L'Open Day, la parte che apriamo al pubblico di ragazzi e ragazze che vogliono con la loro passione di musica conoscere tutti gli strumenti, assaggiare qualsiasi tipo di suono, ma anche le nuove tecnologie, il jazz.
Porte aperte al Conservatorio Tartini di Trieste. L'Open Day 2025 del 30 maggio ha dato la possibilità ai futuri studenti della prestigiosa istituzione di compiere un tour completo in ogni piano di Palazzo Rittmeyer con una vera e propria maratona di concerti. Un'occasione per familiarizzare con la musica, scoprire lo strumento che si desidera suonare. Palazzo Rittmeyer ci accoglie in questa splendida cornice, ma la cosa più bella è che gli strumenti saranno presentati da loro coetanei, quindi i coetanei, i nostri studenti e le nostre studentesse del conservatorio prenderanno per mano gli ospiti, gli altri ragazzi, e faranno sentire la musica dai loro strumenti e faranno provare alle ragazze e ai ragazzi che verranno a trovarci gli strumenti propri. Apriamo le porte ai gruppi che si sono prenotati durante la settimana, sono previsti 4 ingressi a partire dalle 2:30 ogni ora, accogliamo all'incirca 40 persone per gruppo. Ogni gruppo sarà guidato da ciceroni d'eccezione, nostri studenti, che li accompagneranno in un percorso guidato. Si partirà dall'atrio al piano terra dove appunto il pubblico avrà la possibilità di ascoltare dei gruppi d'arpe. Poi si salirà e al primo piano ad accoglierli ci sarà una nostra bravissima studentessa, una violinista, e poi un gruppo di violoncelli. Poi tutto il gruppo salirà al secondo piano dove sono previste le presentazioni degli strumenti, quindi il pubblico si potrà vagare per il piano, entrare in un'aula all'altra, chiedere, ascoltare gli studenti e parlare con i docenti. Poi scenderà di nuovo, ci sarà un momento qui in aula magna, musica da camera, ci sarà la possibilità di visitare la stanza di Tartini, un nostro fiore all'occhiello, poi il pubblico scenderà, il gruppo scenderà e potrà fermarsi al primo piano dai docenti di didattica della musica per arrivare infine al piano terra dove potranno sbizzarrirsi, c'è il dipartimento di jazz, nuove tecnologie e infine l'orchestra ad archi. Bene, allora proseguiamo anche con la pagina sportiva. Un talento d'esperienza, il 31enne Candussi è stato uno dei perni di Trieste, ripagata la fiducia concessagli da Arcieri e Christian, giocatore che ha saputo confermarsi nella massima serie nazionale con un campionato di grande qualità, oltre 7 punti a partita, 12 minuti e mezzo, 56% da 2, 34% da 3, che spesse volte ha fatto la differenza entrando in campo della panchina. Legame rafforzato con il coach Christian, la fiducia reciproca ha consentito a Francesco di esprimersi senza condizionamenti, rendendo increscento, è esploso poi in gara 2 dei playoff dove il Pallaonessa ha messo 19 punti e ha portato la squadra a un successo che avrebbe potuto anche cambiare i destini della serie stessa. Da qui poi anche le splendide parole colme di affetto e di riconoscenza che il coach ha rivolto al suo giocatore nell'ultima conferenza stampa prima del ritorno negli Stati Uniti. Il dubbio è se resterà in biancorosso, deciderà di cambiare squadra. Il general manager Arcieri nei primi ragionamenti ha parlato di un ampliamento della rosa per poter reggere il peso del doppio impegno tra campionato e coppa. Per lui è pronto un ruolo da quinto lungo, ruolo sul quale il giocatore sta ragionando anche in virtù di un minutaggio che potrebbe non essere garantito. Ad ogni modo sa Francesco, scrive Lorenzo Gatto sul quotidiano Il Piccolo, che dopo il campionato che ha giocato a Trieste le richieste anche della massima serie e anche la squadra di livello potrebbero appunto non mancare. Vedremo quello che succederà poi concretamente. Borradenska Ronchi, la vittoria vale il salto in C, alle 20:30 al campo 1 maggio, gara 3 di finale, previsto un folto pubblico in supporto di entrambe le squadre. Vinti Grotte da Sogno, battuto in finale Loma e promosso in Serie B Interclub a rischio C. Altri colori di Lignano brillano in master dei sodalizi triestini, Moratto d'argento. Trofeo Sgonico, show in Carso con 285 atleti da 3 paesi, il Karate Do Trieste ha conquistato il primo posto nella Kermesse internazionale, argento per lo Shotokan Gradisca, quarto il Daishin Do di Sistiana, sesto lo Shinkai, comunque situazione delle arti marziali che regala sempre grandi
soddisfazioni. World Masters Serafini vince un super bronzo a Taiwan, tanto per restare in tema. Il Costalunga dei record, vinti campionato e coppa senza mai perdere un match. Nel calcio dilettanti, 26 partite in campionato e 9 in Coppa Regione, per un totale di 29 vittorie e 6 pareggi. Il Costalunga nella sua stagione ha tolto la casella delle sconfitte, trionfando in entrambe le manifestazioni. Di sicuro nella mia vita, dice il tecnico Gratton, non mi capiterà mai più. Miglior attacco per distacco dei 4 gironi di seconda categoria, con ben 75 reti fatte. Allora, vediamo ancora le altre notizie, ovviamente quelle relative alla finale di Champions League, la notte degli dei. PSG Inter, si giocano a Monaco il titolo di Regina d'Europa. Inzaghi, nessuna ossessione, ci siamo preparati bene. Barella, ho sentito giovedì Donnarumma, spero proprio che faccia il bravo, dice, portiere ovviamente della formazione parigina, e stasera insomma si gioca all'Allianz Arena alle ore 21 con la possibilità dell'Inter di andare a vincere la Coppa. Intanto Musetti agli ottavi a Parigi, adesso la attende Rune, Gigante Out, Paolini avanza. Deciderà il Finestre, il Champoluc Carapaz non stacca del Toro, tappa francese, la sentenza oggi sul Colle Cimacoppi prima del Sestriere per decidere il Giro d'Italia di questa stagione. Allora, diamo ancora una notizia che è già stata pubblicata da Trieste Prima. Raffica di passeri arrestati, tra loro un ricercato, trasportavano una trentina di migranti, 9 arresti in una settimana, rintracciato anche un cittadino georgiano destinatario di un mandato europeo d'arresto, tra i migranti trasportati un minore, il report della Polizia di Frontiera che poi vi daremo anche nel corso del nostro telegiornale meridiano. Io mi fermerei qui, tra poco iniziamo la parte con ospite con Riccardo La Terza di Adesso Trieste. Restate con noi. Bentrovati a Sveglia Trieste, come promesso con noi Riccardo La Terza di Adesso Trieste, buongiorno e bentrovato. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, nel corso della rassegna stampa abbiamo rifatto vedere quelli che sono diciamo, i servizi andati in onda nei telegiornali rispetto a questa crepa apertasi nella maggioranza sul dibattito rispetto alla concessione per l'asilo di Roiano. Ieri sera però a Ring gli animi si sono ulteriormente surriscaldati anche con il contributo, diciamo così, delle opposizioni, in particolare della consigliera Pucci del PD. Andiamo a vedere quello che è successo. Non è che l'asilo di Roiano non si vuole aprire perché non si vuole aprire, perché non ci sono i danari pubblici per aprire. Il personale del comune di Trieste può avere, non mi interrompa perché io non interrompa, il 33% della spesa in conto corrente. Se questo 33% va oltrepassato con i soldi che vengono tra virgolette spesi per le assunzioni di 50-60 educatori per 3 asili e quindi non ci sono questi soldi, e se la ragioneria ci dice che in questa direzione non si può andare, la responsabilità di Fratelli d'Italia è quella di cercare di portare avanti una situazione, per cortesia, però ma se purtroppo si dice che non c'è un'unità in questo momento all'interno della maggioranza. C'è l'avanzo di bilancio del Ricco, il comune di Trieste, voi dovete fare servizio pubblico. Consigliera Pucci, servizio pubblico, non servizio privato. Siete talmente ignoranti. È in capo agli assessori De Blasio e al personale Avian, che sono fratelli d'Italia, fratelli coltelli a questo punto. Il comune di Trieste e tutti i comuni devono mettere la città nelle condizioni di avere i servizi, indipendentemente da privato e pubblico. Quindi noi abbiamo messo la città in condizione di avere un servizio. Qua siamo alla presa in giro, però. Abbiamo riqualificato. No, perché prendere in giro no. Prendere in giro no. Avete fatto il contenitore senza pensare al contenuto. Non avete messo a disposizione dei servizi.
Il servizio non è fare un asilo perfetto, preciso, finito, in cui non ci può entrare neanche un bimbo. Quello non è un servizio, quello è un edificio. Perché non può entrare allora, il il compito di un comune no, mi spieghi perché non può entrare neanche un mettere bimbo? a disposizione un edificio. Il compito del comune è giustamente mettere a disposizione i servizi. Allora, voi questa cosa qua non la dovevate affrontare adesso, la dovevate affrontare 2 anni fa, 3 anni fa, non adesso. Ma quali responsabilità? Ma quali responsabilità? La convocazione in commissione, non sono venuti per parlare del personale. Perché? Perché stava facendo l'aperitivo al Rex. No, perché probabilmente c'è un problema. Ma vedete 2 volte. Il 16 maggio e il 29 maggio. No, ce l'ha con Rex? No, per favore. No, è una cosa seria. È una cosa seria. È una cosa seria, c'è il personale senza lavoro. Consigliera Pucci, c'è un piccolo problema all'interno della maggioranza da risolvere. Non è un piccolo problema. Allora, però vogliamo dire le cose. Sai, questa qui è una questa è la vostra le pubbliche, ma questa è una questione questa è una questione ideologica e sindacale. Non è vero, le scuole pubbliche funzionano meglio, perché se tu non saresti pubblici in un partito saresti un sindacato, perché è così, fa parte del tuo DNA. Allora, la terza, poi analizziamo magari le cose nello specifico sentendo anche le parole di Avian tecnicamente sull'appalto, ma parto dal dato politico. Fratelli d'Italia apre lo strappo con Forza Italia per le parole della Brandi sulla gestione dell'asilo di Roiano, a cui si sommano poi le posizioni degli ex scudieri del sindaco, ora in idea Giuliana, che dicono noi però potremmo astenerci, quindi creando una situazione complicata per la maggioranza. Qual è la vostra posizione politica? Ma allora, che dentro la maggioranza ci fossero idee diverse, sostanzialmente non ci fosse un accordo su quell'idea per noi scellerata di privatizzare l'asilo di Roiano, una struttura costruita, arredata con soldi pubblici, già lo sapevamo da tempo, d'altronde la questione è ferma ormai da più di un anno a livello consiliare, molto di più se contiamo anche i mesi precedenti in cui appunto la struttura era pronta ma non è stata aperta, ed è appunto una situazione che si trascina e che sta danneggiando evidentemente le famiglie di chi ha figli in età appunto da asilo e fa difficoltà ad entrare nel sistema pubblico, viste le tantissime domande in graduatoria che non vengono accolte. Ieri abbiamo scoperto però una cosa ancora più grave, che a fronte appunto di una misura ingiusta, sbagliata e per questo profondamente impopolare, come la privatizzazione dell'asilo, non c'è più nessuno in maggioranza sostanzialmente disponibile a prendersi la responsabilità e la paternità di una delibera che, ricordo, porta la firma dell'assessore De Blasio, che è assessore in quota di Fratelli d'Italia. Francamente inqualificabile questa posizione di Fratelli d'Italia, che pur di scaricare la responsabilità di una misura ingiusta e quindi impopolare, impallina il suo stesso assessore che l'ha portata avanti fino ad oggi, ma in generale penso che sia una modalità di gestire i problemi, l'amministrazione del comune, che non ha nulla a che fare con i bisogni reali delle persone, ha invece molto a che fare con queste dinamiche interne di lotte per il potere che abbiamo visto dispiegarsi anche a livello regionale poche settimane fa, pochi giorni fa, e che adesso si replicano anche a livello comunale. Il punto è questo, che una soluzione per aprire subito l'asilo ci sarebbe, è delineata anche tra le varie ipotesi di gestione all'interno della stessa delibera che ha portato De Blasio, ed è quella della gestione interna, esattamente come tutti gli altri asili. È falso dire che il comune non ha risorse per farlo, o meglio, se è vero che il comune non ha risorse, allora è falso tutto quello che racconta l'assessore Bertoli quando si presenta in aula per magnificare lo stato di salute ottimo del bilancio comunale. Recentemente sono stati estinti anticipatamente dei mutui che ovviamente, se non fossero stati estinti, avrebbero costretto il comune a pagare ogni anno centinaia di migliaia di euro di interessi su quei mutui. Con quegli stessi soldi, che sono soldi in parte corrente, si possono appunto finanziare le assunzioni necessarie, le stabilizzazioni, ricordiamoci, perché c'è già personale educativo all'interno del comune che svolge il proprio lavoro con dedizione, con capacità, con competenza, e che però non è stato stabilizzato a differenza di altri e continua ad avere un contratto precario. Solo stabilizzando quel personale si potrebbe già aprire l'asilo di Roiano, tra l'altro molto più rapidamente che affrontando invece un iter di concessione che inevitabilmente è lungo.
Poi ho letto anche, per andare più nel dettaglio, ho letto anche che secondo Fratelli d'Italia dare in concessione una struttura a un privato significa garantire un certo standard di qualità che per esempio non si avrebbe con un appalto o con una gestione interna. Mi sembra veramente folle e contrario alla logica, ecco, questa posizione, ma d'altronde mi sembra anche che ci sia sempre più difficoltà a difendere l'indifendibile, cioè a difendere una misura che, ripeto, è stata avversata sia dal personale educativo, dalle famiglie, in generale, insomma, in città. Mi sembra che chi ha seguito la questione voglia che i servizi comunali continuino ad essere gestiti internamente, e quindi adesso ci si prova ad arrabattare giustificando, diciamo, dicendo che non c'è volontà di andare in questa direzione. Bene, se non c'è volontà di andare in questa direzione si ritira la delibera e si ridiscuta tutto da zero. Invece a me sembra che dietro questa questione non ci sia veramente la volontà di tutelare gli interessi delle famiglie e dei lavoratori del comune, ma ci sia semplicemente un ennesimo capitolo di questa maggioranza che sostanzialmente non esiste più, perché pensare che una maggioranza del genere vada avanti ancora 2 anni a gestire la città con questo clima, con questa dinamica di rapporti all'interno delle forze della maggioranza, significa voler far male alla città. C'è chi ha chiesto nelle opposizioni di andare subito al voto? Beh, diciamo che noi siamo pronti, ecco, nel senso che se la logica vorrebbe che se Fratelli d'Italia oggi dice non siamo d'accordo con questa proposta e non vogliamo, non ne siamo noi i genitori, 1 o 2 che sia, diciamo, non ne siamo noi i genitori, logica vorrebbe che gli assessori De Blasi e Avian rimettessero le proprie deleghe al sindaco, perché sono i 2 direttamente implicati nella scelta di privatizzare l'asilo Eroiano anziché continuare a gestirlo come vengono gestiti gli altri asili. Ripeto, la questione si sta verificando sull'asilo Eroiano, ma ci sono tanti altri capitoli aperti che riguardano la qualità della vita di chi abita a Trieste, che è impensabile che vengano gestiti da una maggioranza che gestisce così i problemi politici. Ovviamente sarebbe molto meglio andare al voto, non so se succederà, non dipende direttamente da noi. Quello che posso dire è che noi come Adesso Trieste siamo pronti, stiamo già lavorando e già da tempo lavoriamo a costruire un programma condiviso anche con le altre forze di opposizione, a partire da quello che abbiamo proposto anche in Consiglio Comunale in più occasioni. Pensiamo in generale che chiunque verrà dopo questo mandato dovrà veramente ricostruire su delle macerie che vengono lasciate dietro da questa gestione sconsiderata della città in tanti ambiti, e forse la maceria più importante, più significativa è proprio quella del rapporto tra istituzione e cittadinanza, che va ricostruito completamente, perché le persone giustamente sono stufe, penso, di questa modalità di gestire la cosa pubblica e di utilizzare anche la cosa pubblica come strumento per queste lotte politiche che nulla hanno a che vedere con la vita reale della città. Bene, allora, mentre ho mandato un messaggio in regia via telefonino, sentiamo la chiamata da casa, la prima. Buongiorno. Buona giornata, dottor Stabile, e al consigliere Riccardo La Terza da Claudio Visentini. Buongiorno. Buongiorno. Mi permetta, caro conduttore, di fare le condoglianze. La Chiesa triestina piange un suo umile servitore, Monsignor Don Emilio Salvadè, persona amatissima, quanto umile, che non voleva mai apparire. E ho avuto la fortuna di conoscere. Venendo l'autorità, alla luce della recente sentenza della Corte di Appello di Trieste, caro consigliere, ha condannato il Ministero dell'Istruzione al risarcimento un ex aiutante tecnico del Volta di Trieste morto nel 2016 per mesotelioma pleurico. Si tratta di una delle patologie asbesto correlate più diffuse, ahimè, sul territorio nazionale, nonché collegato proprio all'esposizione all'amianto che la vittima ha subito sul luogo del lavoro. Chi vi parla ha pure le placche di amianto acquisite in Porto mentre lavorava in Porto Vecchio. L'amianto nelle scuole è un problema tangibile. Ad ogni modo i dati raccolti alimentano un allarme pure sanitario, spesso sottovalutato, che necessita della giusta attenzione. Cosa intendete fare come adesso Trieste? Grazie e buon lavoro.
Grazie del suo intervento. Prego la terza. Sì, ovviamente mi associo anch'io alle condoglianze. Passando invece al tema dell'amianto, sicuramente c'è ancora moltissimo da fare su due fronti. Il primo, quello dello smaltimento, del corretto trattamento, diciamo, della presenza di amianto, che appunto è ancora molto diffusa anche in molti edifici pubblici, anche in molte scuole, come si ricordava nella chiamata. L'altro fronte è quello del riconoscimento alle vittime dell'esposizione all'amianto, e quindi a chi viene colpito da tutte quelle malattie correlate con l'esposizione all'amianto, che è avvenuta in molti contesti lavorativi fino a qualche decennio fa. E questo è un tema molto molto attuale, perché ricordo che l'ultimo provvedimento in ordine di tempo da parte del governo, credo fosse ormai 2 anni fa, ha aperto a una prospettiva fino a quel momento giustamente non prevista, e cioè che potessero accedere e che possono accedere ad oggi ai rimborsi, ai riconoscimenti economici per appunto i danni da esposizione all'amianto non solo le vittime effettive, cioè i lavoratori di quelle aziende che nell'ambito del cui lavoro appunto veniva trattato l'amianto, ma anche quelle stesse aziende pubbliche, penso per esempio a Fincantieri, per fare un esempio, che non sono le vittime evidentemente, ma sono la parte in causa e le responsabili all'epoca dell'esposizione all'amianto da parte dei propri lavoratori. Questa è una contraddizione in termini che abbiamo evidenziato sia a livello comunale, con una mozione che purtroppo, come molte altre, è rimasta nel dimenticatoio e lì in attesa di essere discusso ormai da diverso tempo, nella quale chiediamo al Comune di farsi portavoce nei confronti del governo della necessità di cambiare questa norma, ma è un tema che abbiamo affrontato anche insieme al Patto per l'Autonomia a livello regionale, dove abbiamo diciamo, inoltrato una richiesta analoga. Il fatto di mettere sullo stesso piano vittime e responsabili di questa situazione inaccettabile che si è prolungata per troppo tempo è sbagliato dal punto di vista morale, mettiamola così, ma anche dal punto di vista materiale, perché sappiamo che le risorse, i fondi di questo tipo sono limitati, e quindi a maggior ragione è necessario direzionarli, diciamo, e dedicarli effettivamente a chi è stato vittima di questa situazione inaccettabile. Allora, abbiamo ancora una telefonata? Sì, la sentiamo. Poi torniamo sul caso Roiano, perché volevo far sentire anche alla terza le parole dell'assessore Avian, che invece va nello specifico tecnico del provvedimento dal punto di vista della natura economica di una scelta o dell'altra. Pronto? Pronto, buongiorno dottor Stabile, a lei e Prego. Che sono Fulvio. Buongiorno. Guardi, purtroppo, come era scritto nell'articolo di aprile dell'altro anno da Francesco Iori, la questione morale in Italia non ci sono solamente le mani sporche, ma poi tutto l'arcio fino al gomito. Difatti anche questa questione dell'amianto si sapeva già 40-50 anni fa, c'erano degli studi che denunciavano la nocività di questo materiale e non si è fatto niente. Poi di menzogne e poche verità e omissioni qua a Trieste, con tutte le criticità che ci sono. Io parlo soprattutto del lavoro e parlo soprattutto che nessuno parla di cosa si potrebbe fare nel Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, che è uno dei 2 punti franchi permanenti del Porto Franco Internazionale, che è ente di Stato del territorio libero di Trieste. La gente è sempre più in miseria, non riesce neanche a curarsi. Una grossa percentuale di persone non riesce nemmeno più a curarsi. La sanità è allo sfascio. Ma io conosco una persona, l'altro giorno ha detto: ho 8 denti che mi mancano in bocca. 8 denti, come faccio? Chi me li fa? Ma diciamo, abbiamo una città di anziani. Io ho 81 anni e mi guardo, sono tutte persone che quando va bene avranno 70. I giovani vanno via perché non trovano lavoro. Abbiamo delle peculiarità dettate dal trattato di pace, gli allegati, che sono
di una ricchezza enorme che darebbe soluzioni a tutte le criticità nostre e darebbe lavoro anche in qualche centinaia di chilometri di raggio. Abbiamo l'unico Portofranco internazionale al mondo, ma pensiamo alle gente che è in miseria. Vogliamo raccontare la verità, ci chiede solo di raccontare la verità. Grazie e una buona giornata. Grazie, aggiungerei un tema a ragionamento del nostro amico. Secondo lo studio IRES presentato ieri in collaborazione con la CGIL, fra 15 anni la Regione dovrà fare a meno di 84.000 unità nella fascia d'età 15-64. Nel 2018 gli over 50 rappresentavano il 37% degli occupati, oggi il 42%. L'immigrazione, praticamente dice questo studio, non riesce più a compensare la perdita di come dire, nuovi nati e di conseguenza nuovi lavoratori che entreranno nel sistema. Aggiungo un tema economico a quello del nostro telespettatore, un dato diciamo di fatto. Certo, ovviamente sono dinamiche complesse che stanno su una scala anche molto più ampia di quella cittadina, però restando su Trieste io sono molto d'accordo con quello che veniva detto nel corso della chiamata, cioè Trieste ha delle potenzialità dal punto di vista dello sviluppo economico che ad oggi non sono pienamente sfruttate, e questo anche perché c'è una certa tendenza da parte della politica, delle istituzioni pubbliche di occuparsi del minimo indispensabile. Penso ad esempio alla questione delle crisi industriali, dove si interviene soltanto a valle e dopo lo scoppio della crisi, provando a salvare il salvabile, mentre invece già da tempo, da quando ormai insomma, i valori della produzione industriale sono scesi ben al di sotto del 10% del PIL, chiamiamolo così, cittadino, bisognerebbe invece agire preventivamente, provare ad attrarre imprese, provare a creare le condizioni appunto per creare lavoro di qualità che permetta a chi, soprattutto ai più giovani, vuole restare a Trieste o vuole trasferirsi, di poterlo effettivamente fare. La questione dello strumento del punto franco internazionale è molto importante da questo punto di vista. Ricordo che qualche giorno fa il Comitato Portochiaro, che si sta occupando della questione appunto di Portovecchio e del suo recupero, ha organizzato proprio un convegno su questa questione, cioè sull'opportunità di ragionare del ritrasferimento almeno parziale del regime di Portofranco all'interno di Portovecchio. È intervenuto tra gli altri anche l'avvocato Pasino, che oltre ad essere insomma, collega in Consiglio Comunale è anche uno stimato esperto del diritto marittimo, diritto internazionale legato a questi temi. E penso che sia una questione della quale bisogna parlare in maniera seria, perché quando noi abbiamo più volte esposto l'idea di ragionare del recupero di Portovecchio anche in termini produttivi, non soltanto, ma anche in termini produttivi, siamo stati un po' sbeffeggiati della serie: ma cosa volete mettere fabbriche, ciminiere in Portovecchio? È evidente che non si tratta di quello, è evidente che la produzione è cambiata rispetto alla produzione di 50 anni fa, insomma stiamo parlando di un settore completamente diverso, stiamo parlando di aziende che probabilmente avrebbero interesse a trovare una sede in un'area così non solo prestigiosa e bella dal punto di vista architettonico, ma anche strategicamente posizionata tra il mare e la ferrovia, al centro di una città che è anche una città della scienza, quindi che ha tutta una serie di dinamiche di innovazione legate alla ricerca scientifica. Ed ecco, tutti questi tasselli, se messi insieme, possono creare delle nuove opportunità. Per metterli insieme però serve una regia, e la regia pubblica da questo punto di vista è fondamentale, e per troppi anni sta mancando. Allora, ancora una telefonata, sentiamo. Buongiorno, sono Sergio. Volevo dire una roba. Il sindaco, se la giunta non è capace di gestire gli asili, che è una parte fondamentale del compito di un comune, no? Quando il sindaco parla che abbiamo anche abbastanza soldi per fare tutta la piazza Unità Nova, per fare tutti i topolini doppi, tutta la costiera nuova, tutto praticamente spendere un sacco di soldi per progettare e non eseguire lavori, no? Vuol dire che è incapaci, oppure volutamente noi vogliamo assolutamente gestire quel che dovessi gestire di persone, chiamiamo come compito peculiare proprio di un comune, gli asili, perché comunque devi pagare i privati dopo,
Abbiamo costruito un asilo con i soldi nostri, che lo diamo ai privati, dobbiamo fare manutenzione noi allo stabile quando si romperà un vetro, quando si romperà una porta, e non siamo capaci di gestire perché non abbiamo probabilmente il personale capace di gestire il tutto. Grazie e arrivederci. Grazie della sua chiamata. Io adesso entrerei un po' più nel tecnico facendo vedere anche alla Terza il servizio relativo all'intervista e alle specifiche fornite dall'assessore Avian al nostro Bernardo Gulotta, che ha sentito l'assessore e poi ha, come dire, concretizzato dal punto di vista economico cosa costa il comune, diciamo così, fornire il servizio in termini pubblici normali, cioè con i dipendenti comunali, con l'assunzione degli educatori, oppure con questo appalto. Assessore Avian, ci spiega un attimo tecnicamente come funziona la questione dei vincoli di assunzione e i tetti di spesa? Esattamente, bene, noi abbiamo da rispettare un rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti. È un vincolo che viene dato dalla Regione e noi dobbiamo stare attenti a rimanere sotto questo vincolo e avere una soglia di sicurezza, perché altrimenti, se viene superata anche in seguito a tutti gli aumenti che possono essere contrattuali, dobbiamo o rientrare nell'arco di 5 anni oppure non possiamo più assumere personale. Così l'assessore al personale del Comune di Trieste Stefano Avian riguardo l'impossibilità attuale del municipio di procedere a ulteriori assunzioni nel comparto. È una questione di soldi e di tetto di personale da arruolare e cifre a riguardo sono state illustrate dalla segretaria provinciale dei Fratelli d'Italia Nicole Matteoni. Per 10 mesi di servizio in gestione diretta, quindi tutto pubblico, il Comune dovrebbe impiegare come minimo 610.000 euro. Scegliendo la strada dell'appalto invece il costo scenderebbe a 314.000 euro sempre per 10 mesi di gestione. La via della concessione invece impegna 124.000 euro per 12 mesi, numeri che evidenziano il risparmio qualora si dovesse optare per questa ultima opzione, considerando anche che questi importi vanno garantiti ogni anno e quindi inseriti a bilancio come voce di costo fisso. Uno dei motivi per cui, stando al tecnicismo amministrativo, non è possibile recuperare fondi dall'avanzo di bilancio per dirottarli nella spesa corrente, proprio per la necessità di creare una voce perenne nei documenti contabili e non un versamento così a spot. Infine, Fratelli d'Italia ha voluto chiarire che non è in discussione la storia dell'eccellenza del servizio educativo triestino. Nicole Matteoni si è battuta in prima persona per fare di Trieste l'ente capofila del coordinamento pedagogico, permettendo di impostare le linee guida che valgono per il pubblico e per il privato. Con la strada dell'appalto, chi vince il bando può svincolarsi da queste linee guida, con la concessione invece, ciò che detta il Comune deve essere rispettato. L'assessore Avian infine ricorda il numero di assunzioni negli ultimi anni, a cui si aggiungeranno ulteriori 44 profili da assumere nel settore educativo. Negli ultimi anni abbiamo assunto anche tanta gente, circa un 150 persone. Questo dimostra che l'attenzione dell'ente verso queste strutture è massima e ci attiviamo continuamente per risolvere tutti i problemi che anche quotidianamente si verificano. Allora, queste le parole di Avian condite dai dati che parlano di una spesa di 480.000 euro, diciamo fissa nel tempo, secondo insomma, quello che è stato detto, insostenibile in caso si assumesse, diciamo così, il personale interno. Diciamo così. Sì, sono due ordini di problemi che provo a smontare perché non è proprio così. C'è una questione di natura strettamente economica, quindi di disponibilità di risorse, per cui ad oggi si dice il Comune non ha i soldi per garantire questa spesa che non è, e su questo ovviamente sono d'accordo, è importante dirlo, non è una spesa una tantum, ma è una spesa che va prevista ogni anno. E questo non è vero, lo dimostra il fatto che in tutti gli ultimi anni il Comune ha chiuso il rendiconto finale, diciamo, dell'anno con un avanzo in parte corrente di diversi milioni di euro, e sottolineo in parte corrente, non in parte conto capitale, che è quello, per semplificare, che viene utilizzato per fare le spese di investimento, ad esempio le opere pubbliche, per dirla in maniera semplice. Quindi il Comune ogni anno ha un avanzo importante in parte corrente, avanzo che aumenterà, o meglio disponibilità a inizio anno che aumenterà ulteriormente proprio a fronte di quell'estinzione dei mutui di cui parlavo prima, cioè il Comune fino a poco fa pagava ogni anno una quota importante di diverse centinaia di migliaia di euro di
interessi sui mutui accesi ormai diverso tempo fa, decidendo di estinguerli, quindi decidendo di utilizzare parte di quell'avanzo in parte corrente che viene generato ogni anno per pagare, parliamo così insomma, in maniera un po' più semplice, per pagare definitivamente quei mutui e quindi non dover continuare a pagare nel corso dei prossimi anni, e parliamo di alcuni mutui che sarebbero scaduti tra 16 anni, quindi insomma, in una prospettiva abbastanza lunga, ecco, non dovrà più pagare quegli interessi ogni anno, quindi si liberano ulteriormente delle risorse in parte corrente. Questo sulla parte economica, quindi ripeto, il Comune non può continuare, la Giunta di Piazza non può continuare a raccontare due storie sostenendo che entrambe sono vere, cioè da un lato che il bilancio comunale è florido e dall'altro che non ci sono i soldi per assumere una manciata di educatori che insomma forse preferirebbero essere così ben pagati da costituire un problema, no? Dal punto di vista del bilancio per l'ente. In realtà si tratta di risorse, diciamo di appunto quei 500.000 euro all'anno circa, che a fronte di un bilancio di centinaia di milioni di euro ogni anno non costituiscono un problema. Poi c'è un altro tema di natura più, chiamiamola finanziaria, contabile, che è il vincolo imposto dalla Regione di questo tetto, se non sbaglio del 33%, del rapporto tra la spesa corrente totale, quindi quello che ogni anno il Comune spende per le spese costanti, non per gli investimenti, e il costo del personale. Questa è una regola sbagliata dal mio punto di vista, imposta dalla Regione, che effettivamente crea una condizione capestro nei fatti, cioè non spinge i comuni a attivare nuovi servizi nel momento in cui poi per far fronte a quei servizi dovrebbe assumere nuovo personale e non può assumere personale perché altrimenti sfora questo tetto. Per cui effettivamente è una norma che andrebbe cambiata, anche qui dobbiamo rivolgerci di nuovo alla stessa maggioranza che governa, che amministra il Comune. Se non sono d'accordo, e mi augurerei che non fossero d'accordo con questa norma, dovrebbero impegnarsi a cambiarla proprio per permettere ai comuni più virtuosi, ai comuni che riescono a progettare, a strutturare dei servizi più di qualità o anche più estesi banalmente per i cittadini, di poi avere la possibilità effettivamente anche di assumere personale. È giusto mettere un tetto ovviamente, perché il Comune non può diventare, come dire, un'agenzia di collocamento che assume chiunque, però il tetto del 33% è un tetto molto basso. Il Comune attualmente è sotto questo tetto, e se si assumessero tutti gli educatori necessari, tutte le educatrici necessarie per attivare l'asilo di Roiano, resterebbe comunque sotto questo tetto. Non a caso, attenzione, andando a leggere la delibera, non è che c'è scritto noi abbiamo in teoria queste tre opzioni, gestione interna, appalto e concessione, ma l'opzione della gestione interna non è tecnicamente percorribile perché altrimenti sforiamo il criterio finanziario. Non c'è scritto, se fosse vero l'avrebbero scritto. Quindi mi sembra un tentativo di accampare delle scuse tecniche, delle giustificazioni tecniche per non prendersi la responsabilità politica di una scelta che invece, ripeto, quella della privatizzazione è profondamente sbagliata e bisognerebbe andare nella direzione della gestione di come sono stati gestiti tutti gli altri asili in città fino ad ora. Poi sono d'accordo che in prospettiva, nel medio-lungo termine, quel tetto del 33% costituisce un problema. E quindi lo dico anche pubblicamente, se da parte delle altre forze politiche c'è interesse a lavorare insieme perché quel tetto venga modificato e superato, noi siamo più che disponibili, ma non può essere utilizzata come una scusa tecnica per non prendersi la responsabilità politica di quello che sta succedendo. Sentiamo ancora la telefonata, poi la pubblicità la facciamo subito dopo. Pronto? Buongiorno a lei e il suo ospite, sono Gino. Volevo solo una precisazione che ho sentito nel discorso fatto dalle ospite sul discorso dei mutui che il Comune ha riscattato. Mutui, ha detto, di 16 anni fa. Scusi, solo per chiarire, mutui che in alcuni casi sarebbero scaduti tra 16 anni. Ho capito. Cioè hanno pagato prima l'importo rimanente. Esatto. In anticipo sui 16 anni dove avrebbe chiuso il suo percorso. Evidentemente sono mutui accesi parecchi anni fa, in effetti. Certo. E quindi parecchi anni fa gli interessi erano bassissimi. Ora non capisco un comune che si prende l'onere di tagliarsi delle risorse di liquidità a costo bassissimo e magari poi ha bisogno di fare altri mutui per finanziare altre opere.
Cioè, mi pare una incongruenza molto, ma molto importante, e che non dà tanto credito a chi amministra le finanze di questo comune. Era solo un'osservazione. Se la può approfondire mi fa una cortesia, sì, certo. Grazie. No, è vero che c'è una questione legata ai tassi di interesse che variano nel corso del tempo e quindi rendono in alcune fasi più conveniente aver acceso un mutuo e in altre meno. Questo è un ragionamento generale che condivido. Però è anche vera un'altra cosa, che io adesso non ho sono stati estinti, se non sbaglio, un'ottantina di mutui con l'ultima delibera, ne erano stati estinti prima nell'anno precedente altri, quindi stiamo parlando di una situazione abbastanza complessa e anche stratificata nel corso del tempo, quindi non ho un quadro complessivo di quando siano stati accesi, ma ipotizzo che buona parte di questi siano stati accesi in fasi storiche, chiamiamole così, in cui il comune non aveva disponibilità in conto capitale, cioè non aveva disponibilità per quella parte del bilancio che viene utilizzata per realizzare le opere e i lavori pubblici, anche per realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria che magari si rendono necessari, penso alle scuole, penso alle strade e via dicendo. Quindi all'epoca era stato fatto, immagino, un ragionamento di dover impegnare una parte del conto corrente, quindi di quella parte del bilancio che viene utilizzata per pagare le spese continue, per spostare, diciamo, disponibilità nella parte di conto capitale. Cioè vai in banca come un privato, insomma, va in banca, chiede un mutuo per ristrutturare la casa e sa che poi per dover estinguere il mutuo nel corso degli anni successivi dovrà impegnare parte del proprio stipendio, che è l'entrata corrente, provo a semplificare, no? In questo momento il Comune vive una situazione, proprio anche dal punto di vista tecnico, se vogliamo, al di là delle valutazioni politiche, molto diversa, cioè ha una grande disponibilità inedita, in parte capitale, penso al PNRR, penso insomma ai tanti investimenti che sono stati fatti nel corso di questi anni, al di là poi di come vengono destinati. Insomma, per esempio noi siamo contrari all'Ovovia, lo siamo stati anche quando era finanziata dal PNRR, però al di là delle decisioni nel merito ha una grande disponibilità per fare per esempio lavori pubblici, e quindi non ha più senso che continui ad impegnarsi su quelle risorse che sono state appunto richieste tramite dei mutui, nel momento in cui invece ha una disponibilità per poterli estinguere subito, per poter liberare poi delle risorse in parte corrente per gli anni successivi. Insomma, io l'ho capita e provo a spiegarla così. Ritengo che sia una scelta in questo momento corretta, anche perché oggettivamente il Comune fa difficoltà ad impiegare in altro modo quelle risorse che ha a disposizione, quindi anziché aver contratto dei mutui per poi tenere delle risorse ferme nel proprio conto bancario, ha senso chiudere quei mutui, smettere di pagare interessi, per quanto magari gli interessi possano essere relativamente bassi, e continui invece ad avere una disponibilità negli anni successivi per fare delle cose utili, ad esempio per aprire l'asilo di Roiano in gestione completamente pubblica, come giustamente le famiglie si aspettano ormai da più di un anno e mezzo. Pubblicità e torniamo tra poco qui a Sveglia Trieste. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste con Riccardo La Terza di Adesso Trieste. Allora, parto con l'argomento triestina dalla vignetta che ci ha inviato il nostro amico Marco Englaro, che recita così: 9 punti di penalizzazione, sì, ma qua la squadra tristina. Effettivamente la situazione è triste, se non drammatica, a meno che non si compia il famoso miracolo a stelle e strisce, a cui devo dire la verità, un po' tutti iniziano a non credere più. Quello che abbiamo fatto nel telegiornale di giovedì è stato, diciamo, nel momento dell'ufficialità dei 9 punti di penalizzazione, abbiamo dato un quadro di quella che è la situazione economica, ovvero quello che bisogna pagare entro mercoledì per perfezionare l'iscrizione entro venerdì, quindi la prossima settimana, e poi le ulteriori economie che servono per saldare le ultime pendenze, cioè gli ulteriori tranche di stipendi di maggio e giugno entro
luglio-agosto. Parliamo di 6 milioni e mezzo, 6 milioni e 6 solo per chiudere la stagione corrente. Nove punti di penalizzazione, l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C a serissimo rischio e lo spettro del fallimento dietro l'angolo. E questo ad oggi il reale quadro in casa Unione Sportiva Triestina Calcio. Ma andiamo con ordine. La sezione disciplinare del Tribunale Federale della FIGC ha decretato ben 9 punti di penalizzazione che la Triestina dovrà scontare nel prossimo campionato a seguito dei mancati pagamenti dello scorso 16 aprile. Contestualmente sono arrivate le inibizioni per 7 mesi al presidente Ben Rosenweig e all'amministratore delegato Sebastiano Stella. Mettendo da parte il discorso calcistico per un momento, ora la questione è questa: saldare 4.990.000 euro tra contributi arretrati che hanno causato la precedente penalizzazione, stipendi dei calciatori e dei dipendenti al 30 aprile e fornitori, molti dei quali già pronti a rivalersi in sede legale entro mercoledì 4 giugno, in tempo utile, cioè per completare l'iscrizione con le necessarie pezze d'appoggio al campionato di Serie C che ha scadenza 6 giugno. Qualora in quel contesto la Covisoc ravvisasse la presenza anche di un solo mancato pagamento o decreto ingiuntivo, salterebbe la possibilità per l'Unione di giocare in Serie C. A quel punto si aprirebbero pure le porte per un possibile fallimento della società, qualora le cause dei singoli creditori approdassero in tribunale. Ma perché stiamo prefigurando questo scenario da tregenda? Perché ad oggi i pagamenti non sono stati fatti e perché il fantomatico investitore americano ora si troverebbe a dover investire 6.500.000 euro a perdere prima ancora di aver messo nero su bianco un business plan. Il 1,5 milioni aggiuntivo riguarda infatti gli ulteriori 750.000 euro da saldare a luglio per gli stipendi di maggio e altrettanti ad agosto per gli stipendi di giugno. Sperando ovviamente di essere smentiti da un miracolo a stelle e strisce, temiamo un'estate quanto mai triste in casa alla Bardata, dopo aver vissuto una salvezza sul campo a Rocco che aveva aperto negli auspici di tutti uno spiraglio per un'uscita dalla crisi. Al momento la finestra si sta chiudendo. Allora, questa è la situazione, diciamo così, nuda e cruda. Quello che serve, a ieri ci siamo informati, non è cambiato nulla, o meglio, la situazione, diciamo, mediaticamente è peggiorata perché i tifosi hanno deciso di ritirare il marchio che dal precedente fallimento, lo ricordiamo, è di proprietà della tifoseria. Sì. Penso che come tifosi dell'Unione siamo tutti molto preoccupati e anche arrabbiati, direi, per la situazione societaria. Ricordiamo una squadra che sul campo si sarebbe salvata direttamente senza i punti di penalizzazione e nonostante il delirio, direi, generale che è stata questa stagione anche dal punto di vista tecnico, non solo dal punto di vista della gestione della società. Quindi una squadra che comunque sul campo si era guadagnata la categoria e che oggi rischia di vederla sparire proprio per ragioni economiche, per ragioni di gestione. In tutto questo quadro, che io mi auguro ovviamente si risolva, anche se appunto, come giustamente si diceva nel servizio, le speranze si stanno abbastanza assottigliando, penso che sia giustissimo, sacrosanto che il coordinamento dei club della Triestina abbia tolto il marchio per il momento alla società. Ripeto, speriamo di poterlo rivedere ovviamente sulle maglie dell'Unione e di rivederlo in Serie C a partire dal prossimo autunno, però questo è importante sottolinearlo, che appunto all'epoca del precedente fallimento del 2011-12 i tifosi hanno fatto una scelta molto importante nel acquisire il marchio. È vero che non è la stessa cosa di controllare la società, come avviene insomma in pochi casi, ma abbastanza secondo me interessanti, di azionariato popolare in giro per l'Europa, però la detenzione del marchio consente nei fatti di legare quello che è un simbolo della città, nel quale appunto si riconoscono i tifosi, a una corretta gestione del lato, diciamo, aziendale. Per quanto non ci sia un controllo diretto, c'è comunque una relazione. E infatti mi ricordo che all'inizio di questa gestione societaria c'era stato il tentativo da parte della società triestina di dire ai tifosi: bene, siamo arrivati, vogliamo fare le cose in grande, vendeteci il marchio perché così possiamo utilizzarlo anche dal punto di vista
del marketing, del merchandising in maniera più forte di quanto abbiamo fatto finora. E all'epoca c'era anche una diversa aspettativa, insomma una diversa valutazione, no, della bontà della gestione societaria. Ciononostante, e secondo me giustamente, il centro coordinamento non ha optato per la cessione integrale del marchio, ha optato per questa modalità, diciamo, di cessione temporanea legata appunto anche all'andamento dell'azienda, che è una forma di tutela e di garanzia nei confronti dei tifosi. Non risolve la situazione, non permette per esempio di appianare debiti o di risolvere situazioni complesse, ma se non altro permette di avere la garanzia da parte dei tifosi che chi utilizza quel marchio abbia la credibilità e la solidità, diciamo, per rappresentare veramente l'Unione in campo e anche dal punto di vista societario. Non è una cosa scontata, è una cosa che succede in veramente pochi contesti in Italia, e, ripeto, però penso che la speranza di tutti sia di rivedere la Labarda sulle maglie dell'Unione in Serie C a partire dalla prossima stagione. Certo, noi naturalmente di giorno in giorno cercheremo di aggiornarvi, e poi l'altro aspetto è, qualora anche ci sia questo miracolo americano, credo che un po' tutti hanno la necessità, il bisogno di avere una figura di riferimento davanti che spieghi chiaramente che cosa si vuole fare, perché sì, no, nell'ultimo periodo insomma ne sono successe di tutti i colori senza una direzione chiara, e al netto di questo sono stati spesi 23 milioni di euro, quindi come dire, non è che non ci fossero i soldi, no. Sono stati veramente buttati al vento. A inizio anno la squadra nelle intenzioni e nelle aspettative era stata allestita per fare ben altro campionato, esatto, ecco, non per lottare per la salvezza fino ai play-out, ma per stare nelle posizioni di vertice. Poi, se vogliamo entrare anche nell'aspetto più tecnico, fin dall'inizio qualcuno ha avuto qualche dubbio sul bilanciamento della squadra, diciamo, anche dal punto di vista dell'organico, dell'attacco, insomma, però diciamo dal punto di vista del volume economico effettivamente sì, l'investimento, se vogliamo chiamarlo così, era stato con una programmazione di ben altro tipo. Ora, ammesso che si risolvano i problemi, appunto, che si riesca, speriamo, a partire col campionato di Serie C, partire con 9 punti di penalizzazione già, diciamo, determina... Giochi per salvarti. Giochi per salvarti e poi... Speriamo di poter giocare per salvarci. Ecco. Allora, telefonata da casa, pronto? Buongiorno Tele4, vorrei fare 2 domande. Buongiorno. Prego signora, prego. Sì, vorrei fare 2 domande al suo ospite. Una riguarda l'occupazione. Sì, buongiorno Tele4. Signora, deve abbassare il volume della TV, se no torna a parlare perché si sente. Sì, vorrei fare 2 domande al suo ospite. Una riguarda l'occupazione delle case, l'altro riguarda la punizione di quelle ragazzine che sempre incinta possono rubare ed essere immediatamente rilasciate per continuare a farlo. Le farebbe piacere che, se lei si assentasse da casa per sue varie ragioni, la trovasse occupata? E se in stazione venisse derubato da soldi e documenti da minorenni che sempre incinta sono immediatamente rilasciate per poterle fare il giorno dopo, sarebbe contento, sì o no? Io trovo che fare i cortei e essere sempre contro la Meloni è un boomerang che vi si volta contro. D'altra parte, da chi si mette in Parlamento gente come la Sali si commenta da sé. Continuate così, che la Meloni governerà fino al 2080. Grazie Tele4, buongiorno. Sì, ricordiamo che la terza non è del PD. Perché... No, non pago la Salis, non è nelle mie attività. Era però di una lista civica, certamente diciamo di area di centrosinistra, però di una lista civica. Sì, ma al di là di questo, ovviamente no, non mi farebbe piacere né essere derubato né che la mia casa venisse occupata, e non difendo assolutamente comportamenti che sono comportamenti criminali e che come tali prevedono delle pene, e le prevedono già. Penso che il riferimento, immagino un po' velato, fosse al recente decreto sicurezza varato da parte del governo, però ripeto, sono dei crimini, e che sono dei crimini che prevedono già delle pene. Se invece vogliamo fare un ragionamento ulteriore, che non è un ragionamento sul piano giuridico ma sul piano politico, io faccio una differenza tra chi
occupa abusivamente una casa di proprietà di una persona, utilizzata da una persona, cambia la serratura e butta fuori chi giustamente avrebbe il pieno diritto di vivere in quella casa perché di sua proprietà, perché è in affitto come alloggio popolare e via dicendo, comportamento assolutamente inqualificabile, ripeto, non solo dal punto di vista strettamente penale ma anche morale, insomma non so come vogliamo definirlo, e chi invece in condizioni di indigenza, insomma di incapacità di pagare un affitto sul mercato, ad esempio, faccio un esempio perché è quello che è successo, succede anche a Trieste, occupa un alloggio popolare sfitto, per esempio, perché a Trieste ci sono centinaia e centinaia di alloggi popolari sfitti che l'Ater non ha i soldi per ristrutturare, per adeguare le normative di sicurezza e quindi non assegna, attenzione, non assegna, quindi vuol dire che non c'è purtroppo al momento nessuno che tramite una graduatoria può accedere a quell'alloggio popolare e queste case vengono saltuariamente, insomma si legge anche nella cronaca cittadina, vengono utilizzate come casa appunto da chi una casa non ce l'ha. Poi queste persone vengono sistematicamente sgomberate, gli alloggi vengono sigillati e si torna però al punto di partenza. Io sono d'accordo col fatto di considerare l'occupazione una pratica illegale, anche se non fossi d'accordo, insomma, è il codice penale che lo prevede, però sono assolutamente in disaccordo sullo scaricare, diciamo, le responsabilità di un sistema di gestione del diritto alla casa che evidentemente non funziona su chi per esempio occupa un alloggio sfitto dell'Ater che non potrebbe essere assegnato a nessuno. È evidente che il problema non è quello, ma il problema è che c'è un'incapacità a gestire gli alloggi popolari e a garantire una casa a chi dovrebbe avere diritto ad avere una casa. Allora va benissimo sgomberare, va benissimo sfrattare, però io vorrei vedere invece la politica impegnata a risolvere un problema che è un problema concreto che riguarda veramente migliaia di famiglie. Le liste d'attesa per le case popolari sono lunghissime e quello è un tema, a fronte, ripeto, del fatto che se si sistemassero in ipotesi tutti gli alloggi popolari si potrebbero sostanzialmente smaltire, ma c'è anche tutta una fascia di persone, una fascia grigia di persone che non hanno i criteri economici per poter accedere agli alloggi popolari, ma fanno sempre più difficoltà a stare sul mercato privato, a trovare una casa in affitto. Anche a Trieste, dove fino a pochi anni fa la disponibilità di case era talmente ampia che tutto sommato i prezzi erano accessibili, adesso sta diventando molto difficile anche in una città come Trieste, per cui ovviamente è contrario alle occupazioni abitative nel momento in cui tolgono ad un'altra persona che ha il diritto di godere di quell'abitazione la possibilità di farlo, però mi sembra che la politica, soprattutto appunto il governo anche a livello nazionale, si focalizzi su questo tema per far dimenticare alle persone che c'è una mala gestione dei beni pubblici che impedisce a migliaia di persone di poter accedere agli alloggi popolari. Allora, prima della prossima telefonata volevo ricordare una serie di appuntamenti che è in programma adesso Trieste in questi giorni, se non sbaglio, no? Sì, nei giovedì di giugno, quindi a partire dal 5 giugno, daremo il via alla nostra ormai direi tradizionale rassegna estiva di Adesso Estate, che vuole essere un'occasione di incontro innanzitutto, insomma di aggregazione, possibilità di trovarsi e di approfondire alcuni temi, ma anche stare insieme in alcune serate estive nelle quali ci saranno anche musica, esibizioni artistiche e via dicendo. Partiamo appunto il 5 giugno alle officine sociali di Borgo San Sergio in via di Peco 14. Il tema sarà quello dei referendum, i 5 referendum dell'8 e 9 giugno, dei quali si parla ancora troppo poco, anche perché ci stiamo avvicinando appunto alla data delle elezioni. Sono 4 quesiti sul lavoro che hanno sostanzialmente l'intenzione di invertire la rotta rispetto alla precarizzazione del mercato del lavoro che abbiamo vissuto, alcuni di noi anche sulla nostra pelle nel corso degli ultimi anni, e un quesito sulla cittadinanza. Vogliamo fare informazione innanzitutto, consentire a tutte e tutti di farsi un'idea e poi di andare a votare in base a quell'idea. Il 12 giugno tutti questi eventi con partenza alle ore 18 e poi a seguire appunto musica live con delle band locali. 12 giugno il nostro tradizionale report di mandato come consiglieri comunali di Adesso Trieste, al quale si aggiungerà con molto piacere il sindaco di San Dorligo della Valle d'Olina, Alex Coretti, che presenterà in quella sede il bilancio partecipativo, che è una misura che anche noi stiamo promuovendo a livello comunale a Trieste, ma che appunto ha
San Dorligo è stata istituita e costituirà una prima sperimentazione nei fatti anche per tutta l'ex provincia. Poi il 19 giugno parleremo di adolescenti, della condizione giovanile a Trieste, di come si potrebbe intervenire appunto per risolvere quei problemi o per affrontare perlomeno quei problemi di disagio, di marginalità giovanile dei quali si sente parlare molto spesso purtroppo anche nella cronaca nera, diciamo, della città. E infine il 26 giugno parleremo di spazi e di occasioni di aggregazione culturale con diversi operatori del settore, organizzatori di eventi, artisti, che lamentano, insomma questo è ben noto come tema, l'assenza appunto di occasioni di aggregazione, di produzione culturale in città. Tutti i giovedì di giugno a partire dalle ore 18 a Borgo San Sergio alle officine sociali in via di Peco 14. Bene, allora sentiamo la prossima telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno Sergio qua. Ecco, volevo dire, sì, il discorso dell'occupazione pubblica, ma poi oltretutto se gli enti non hanno i soldi per poter gestire, riparare, rimettere a posto gli appartamenti e mettere dentro altra gente, questa gente che occupa gli appartamenti non paga l'affitto. E non pagando l'affitto l'ente non ha la possibilità di poter fare dei lavori, torno a ripetere, per poter mettere un'altra persona. Questo è il male. Poi oltretutto allacciano anche la luce, si vede, io leggo sovente che allacciano la luce, non pagano l'acqua, non pagano niente, e questo non è un vivere normale. Se eventualmente chi occupa un appartamento poi pagasse un affitto, potrei, ma non è così, tollerare, ma non è così, perché non pagano e a danno della comunità il discorso di chi non paga un affitto. A parte questo, volevo dire se si può sapere qualcosa sul saliscendi su del piazzale di San Giusto, che come ripeto sono 30 anni, anche di più. Mi ricordo che l'ultimo era nel 1993 e lo hanno levato perché manutenzione non facevano come il solito manutenzione, e da quella volta non c'è più saliscendi per i portatori di handicap per andare a fare. Ecco, volevo sapere, siccome l'altra volta ho parlato con lei, volevo sapere se è successo qualcosa, se ha fatto qualcosa. Grazie e buongiorno. Grazie a chiamata, prego la terza. Allora, parto dall'ultimo tema, anche perché appunto mi ero preso un impegno nel corso della scorsa occasione nella quale ero qui. Io ho predisposto, diciamo, un emendamento chiaramente a bilancio, perché questo andrebbe fatto per finanziare un intervento di quel tipo. Bisogna aspettare l'occasione buona, diciamo, per presentarlo. L'occasione buona sarà quella del momento in cui il Comune dovrà decidere come destinare, ad esempio, le risorse che ha incassato con la vendita di Palazzo Carciotti, che sono delle risorse importanti, nonostante siano inferiori a quelle della prima valutazione dell'immobile, però sono comunque superiori alla base d'asta, e quindi ci sarà la possibilità di pianificare ulteriori interventi. Noi siamo convinti che vadano pianificati interventi diffusi in tutta la città, quindi non solo in centro, anche se in questo caso stiamo parlando di una zona veramente molto centrale, nella quale però c'è da superare una barriera architettonica importante che va superata. Però per il resto pensiamo anche agli altri rioni della città, soprattutto a quelli meno interessati dalle scelte della Giunta di Piazza. Penso ad Altura, penso anche a San Giacomo, insomma non necessariamente lontanissimi dal centro, ma abbastanza lontani dalla programmazione della Giunta di Piazza. Torno un attimino sulla questione occupazione per ribadire una cosa: io non giustifico nessun comportamento che, ripeto, costituisce un reato e come tale poi viene anche perseguito da chi di dovere. Dico che dal punto di vista di una valutazione politica fa molto più danno alla comunità un ATER che tiene fermi 2000 immobili perché non è in grado di ristrutturarli e assegnarli a chi ne avrebbe il diritto, rispetto ad una singola famiglia che occupa uno di questi immobili effettivamente non pagando l'affitto, ma l'ATER da quei 2000 immobili che non può assegnare non percepisce nessun affitto. Quindi insomma comunque siamo al punto di partenza. Ecco, dal punto di vista dell'impatto negativo sulla società
è molto più problematico, e soprattutto è nella disponibilità da parte della politica di risolverlo, il problema dei 2000 alloggi non affittati rispetto al problema della singola famiglia che occupa uno di quegli alloggi. Ripeto, non giustifico nessun comportamento criminale, ma penso anche che la politica farebbe un buon servizio a dire innanzitutto che il problema vero è quello dei 2000 alloggi non affittabili, e poi anche a risolverlo, non a distrarre l'opinione pubblica sostenendo che il problema numero uno in Italia sono le famiglie che occupano gli immobili. Ecco, è una cosa che non corrisponde alla realtà. Grazie a Riccardo Laterza di Adesso Trieste per essere stato con noi. Grazie. Ci vediamo tra poco con Marco Restaino, presidente della Società Adriatica di Speleologia, per parlare di tutt'altro argomento. Grazie ancora alla Terza. Pubblicità. Bentrovati, abbiamo in studio con noi Marco Restaino, presidente della Società Adriatica di Speleologia. Bentrovati innanzitutto. Buongiorno, grazie a voi. Grazie allora, andiamo a parlare innanzitutto di una serie di appuntamenti sia in ambito speleologico che in ambito, diciamo così, di quello che è il valore, diciamo, dell'acqua che passa, mi viene da dire, sotto i nostri piedi. Primo appuntamento di cui parliamo è l'acqua di una volta, il giorno venerdì 6 giugno a Monrupino. Di cosa parleremo? Penso che l'acquedotto teresiano, insomma, entrerà in tema. Certo, ormai l'acquedotto teresiano è un must che lo mettiamo dappertutto, perché ormai da quando è esplosa, è rinata la curiosità per questa struttura che abbiamo dopo tanti anni di lavoro riportato, insomma, alla luce, anche se sotterranea. Ecco, diciamo che per l'argomento acqua, che è sempre più presente, ecco, nei discorsi di ogni cittadino, di ogni argomento, insomma, che si affronta, l'acquedotto, che quindi è una fabbrica costante di acqua, non può che rivestire sempre un ruolo importante in qualsiasi occasione in cui si parla di salvaguardia, di protezione e comunque anche di manufatti storici che potrebbero essere, che hanno dato acqua a Trieste e che potrebbero anche essere un attimino rivalutati per alcuni servizi anche nei tempi moderni. Beh, questo primo appuntamento è il venerdì 6 giugno, la sera alle 7:30, dove si parlerà appunto del rapporto sia della città che ha avuto storicamente con l'acqua, ma anche non solo della città, ma delle persone, perché ci sono vari aspetti che approfondiremo, non solo con una mostra fotografica, ma anche grazie a una conferenza dove il mio collega Paolo Guglia, rodatissimo guru della speleologia urbana, ecco, parlerà di pozzi e cisterne. Beh, bisogna dire che il rapporto con la città di Trieste con l'acqua è sempre stato travagliato, perché nonostante a Trieste ci sia tanta ricchezza di acqua superficiale, purtroppo storicamente quest'acqua era sempre per lo più mal gestita, a volte anche inquinata, quindi non era possibile utilizzarla per l'approvvigionamento. Le soluzioni per Trieste quindi erano in realtà poche: portare acqua da più lontano, come fecero i romani ben 2000 anni fa, prendendo le fonti dell'acquedotto, anzi con l'acquedotto romano, le fonti della Varrosandra. Però da quando quell'acquedotto venne dismesso a causa delle vicissitudini storiche della città e anche a causa della scarsa manutenzione, Trieste divenne una città basata solamente sull'approvvigionamento grazie ai pozzi. Cioè, una volta finito l'acquedotto romano, 1500 anni di pozzi. Finché nel 1700 invece non vi fu Maria Teresa che, grazie all'acquedotto teresiano, appunto, diede un sistema efficace alla città di poter avere acqua. Certo, non si risolve con l'acquedotto, non si risolve a suo tempo con l'acquedotto teresiano, ma vennero fatte anche altre prove, altri studi, altri lavori, cercando quell'acqua in realtà che scorre nelle grandi profondità del Carso, come per esempio insomma, il noto Timavo. Beh, all'interno di questa conferenza, di questa mostra anche fotografica, si parlerà proprio del rapporto dell'acqua e della cittadinanza con Trieste. Un rapporto anche che è
molto strutturato in maniera diversa tra il cittadino di Trieste e il paesano carsico, proprio per recuperare l'acqua. Difatti, se a Trieste c'era sempre un servizio pubblico che in qualche maniera si interessava di dare acqua alla città, invece in Carso la cosa era più difficile. In Carso era più la persona che doveva o costruirsi la cisterna o andare a cercare quell'acqua. Ecco, c'era, come dire, un po' di meno assistenzialismo. Ecco, in città c'era più comodità. Bene, questo è un po' il punto su questo primo appuntamento. Poi invece ci sarà un altro appuntamento, diciamo così, più complessivo sul tema della speleologia, insieme anche agli altri enti che se ne occupano in Regione. Esatto, difatti fra il 14 e 15 giugno a Gorizia ci sarà un convegno speleologico dove, aperto a tutti, quindi aperto anche alla cittadinanza, dove ci sarà proprio una full immersion con tutti gli argomenti che toccano l'ambiente carsico, le acque sotterranee, la vita del sottosuolo e chiaramente le grotte. Ecco, quindi si potrà andare sul sito della Regione, ecco, perché chiaramente questo convegno, per l'importanza che riveste sul nostro territorio, è promosso dal servizio regionale geologico, ecco, nonché in collaborazione con la Federazione Speleologica Regionale, l'SSI, CAI, insomma tutti gli enti, Comune di Gorizia chiaramente, ecco, con tutti gli enti che hanno raccolto, diciamo, questa iniziativa favorevolmente e che l'hanno promossa. Quindi a Gorizia ci sarà questo fine settimana, bisogna andare sul sito per eventualmente l'iscrizione, aperto a tutti quanti, una serie di interventi sia il sabato che la domenica, anche in questo caso una mostra fotografica legata prevalentemente all'acqua delle grotte, ecco, e se qualcuno ha curiosità ovviamente l'invito è aperto, ci saranno tante soprattutto novità, ecco, non si parlerà di cose trite e ritrite, ecco, che sono sempre interessanti e importanti, però qui proprio ci saranno le novità, delle ricerche, delle esplorazioni, degli studi che si sono fatti strada, insomma, negli ultimi mesi o anni. Tra l'altro vedo che ci sono anche delle cose particolari, c'è la Gorizia sotterranea, che è qualcosa di cui ho sentito parlare poco, diciamo. Ci saranno delle iniziative, anche delle escursioni, sempre su prenotazioni, perché i posti sono limitati, e appunto sempre andate sul sito eventualmente per l'iscrizione, perché sì, non solo sotterranei di Trieste, ma in questo caso che l'evento viene fatto a Gorizia, sarà possibile vedere sia la Gorizia sotterranea che anche delle cavità lì vicino nel Goriziano, come la Grotta Regina del Carso, ecco, che è presso Doberdò, e quindi sarà un fine settimana movimentato all'insegna del buio. Certo, abbiamo recuperato anche la locandina dell'altro evento, cioè l'acqua di una volta, come detto prima. Invece venerdì 6 giugno a Morupino al Museo Etnografico della Casa Carsica, quindi insomma anche qui naturalmente la possibilità di approfondire questo tema dell'acqua che noi assieme a Restaino avevamo diciamo, documentato anche con le nostre esplorazioni di Bagolando nell'acquedotto teresiano. Esatto. Nell'acquedotto teresiano si continua a scavare? Nell'acquedotto teresiano continuiamo le nostre iniziative, i nostri monitoraggi, ci sono sempre delle ricerche, sia col museo, anzi partiranno delle ricerche sia col Museo di Storia Naturale, sia con l'Università di Trieste, quindi insomma il bello, dopo aver lavorato tantissimi anni in questa struttura, è che non solo oggi può permettere al cittadino di scendere giù e di vedere un monumento storico unico che ha dato veramente un contributo enorme alla crescita della città emporiale, ma anche l'apertura di questo lunghissimo sistema, che ricordo che adesso stiamo parlando di 1,2 km in complessivo, ecco, darà anche la possibilità a studiosi e ricercatori di studiare questo posto che è unico sia per quanto concerne la biologia, perché dovremmo avere anche le immagini, tra l'altro, adesso della possibilità dell'acquedotto teresiano. Sia riguardo alla biologia, perché là sotto c'è una marea di vita. Uno dice ma in grotta non c'è vita. No,
sottoterra, nelle acque specialmente del sottosuolo, c'è una ricchezza incredibile. Ecco, noi conosciamo tutti, è noto a tutti l'iconico Proteo, insomma, no? Che rappresenta un po' la vita nel sottosuolo, l'animale, l'anfibio più noto, si può dire, al mondo. Beh, conosciamo poi anche il pipistrello, che comunque è un animale che non è che vive stabilmente nel sottosuolo, ma lo frequenta, però all'interno dell'acqua c'è una vastità di vita incredibile, tutti animali piccoli, ciechi, depigmentati, quindi adattati proprio alla vita in questo luogo così complicato e così difficile. Quindi partiranno degli studi sia relativi alla fauna della grotta, ma anche relativi alla geologia del posto, perché l'acquedotto teresiano è l'unica struttura ad oggi presente a Trieste, ma anche nel panorama più ampio come quello regionale, forse anche di più, che attraversa due tipi di roccia. Trieste è sul Flisch, quindi scorrimento superficiale delle acque, non ci sono grotte sotto Trieste, solo sotterranei costruiti dall'uomo. Ma questa galleria, questo dedalo di gallerie dell'acquedotto teresiano entrano nel Flisch, ma a un certo punto arrivano a contatto con la roccia calcarea, cioè dove ci sono le grotte, la perfora e la attraversa per alcune centinaia di metri. Quindi si ha come dire, un lunghissimo pozzo orizzontale, ecco, una galleria orizzontale in cui l'inizio entra nel Flisch e poi c'è tutta questa zona di intestrato che entra nel calcare, cioè la roccia delle grotte. Ecco, è un esempio unico. Fino ad oggi si poteva conoscere la natura del nostro territorio dal punto di vista geologico solamente attraverso gli studi in superficie, invece in questa maniera con l'acquedotto si potrà proprio andare nel cuore della roccia per vedere gli strati nel sottosuolo, ed è un'occasione veramente unica. Bene, qui insomma vediamo anche gli interventi di altre personalità, diciamo, tra cui Enrico Cherucca, che insomma ci aveva documentato sulle origini storiche dell'acquedotto teresiano, di come appariva un tempo alla città. Anche qui ogni tanto vengono organizzate delle visite. Abbiamo iniziato a fare delle visite, abbiamo aperto, diciamo, con un'iniziativa l'8 marzo, proprio il giorno della festa delle donne, per omaggiarle. Abbiamo detto bene, facciamo questa apertura in rosa. Beh, c'è stato un boom enorme di richieste. Ricordo di aver ricevuto quasi in pochi giorni 200 telefonate, per un totale di un circuito di persone interessate di almeno il doppio, perché ogni persona telefonava anche per un gruppetto o per un amico. Quindi adesso ci siamo trovati in una situazione veramente inaspettata e nuova, a dover iniziare a gestire 400 richieste in piccoli gruppetti che pian piano stiamo organizzando e pian piano smaltiremo, perché ovviamente ricordo che le nostre iniziative sul territorio sono sempre di volontariato, ecco, nessuno ci paga per fare questo lavoro, che io chiamo il mio primo lavoro non retribuito in verità, e quindi bisogna pian piano organizzarci per poter permettere a questi piccoli gruppi di scendere, anche perché non vogliamo aprire ai grandi numeri, non c'è l'interesse di aprire per gruppi di 50 persone, perché sennò giù insomma si perderebbe un po' la magia del posto. È bello andare giù con 10, 12 persone, raccontare non solo tutta la storia della struttura, ma anche l'importante storia di riqualificazione, sempre grazie al volontariato. Ricordo, grazie anche adesso a una convenzione che regola la Società di Etica e Speleologia per la gestione del Teresiano, grazie al Comune di Trieste, che ha avuto sensibilità insomma, per capire come sviluppare, come dare valore al nostro lavoro e anche a questo posto, e quindi grazie a questa sinergia permettere le visite che adesso iniziano, ecco, e che dureranno chiaramente, spero da adesso per sempre, perché è sempre interessantissimo. Abbiamo fatto l'altro giorno poi anche una visita con una scuola, quindi insomma ci si dà veramente tanto da fare, l'interesse è altissimo a riguardo. Benissimo, allora ci faremo un secondo per la pubblicità e torniamo con Marco Restaino a parlare ancora di speleologia di grotte.
Bentrovati ancora in diretta Sveglia Trieste per parlare di speleologia e non solo con Marco Restaino della Società Adriatica di Speleologia. Abbiamo annunciato questo appuntamento, del 6 giugno a Morrupino per parlare, dell'acqua a Trieste sul Carso, della sua gestione, di come era gestita anche in antichità. In pubblicità mi raccontavi della differenza, di come si immagazzinava l'acqua fra Trieste e il Carso. Sì, perché tanto spesso si pensa, si dice i pozzi del Carso, no? I pozzi, chiaro, dell'acqua, non quelli naturali. Beh, una cosa curiosa è che sul Carso triestino non esistono proprio pozzi di approvvigionamento dell'acqua. Quelli che ci sono in realtà sono cisterne, perché hanno proprio due sistemi di raccolta diversa. A Trieste era possibile proprio la costruzione e l'esecuzione di pozzi, perché la falda dell'acqua di Trieste è abbastanza prossima alla superficie. A Trieste si scavano 3, 4, 10 metri e si trova l'acqua nella falda, nelle lenti degli strati della roccia appena scavata. Ma sul Carso è tutta un'altra cosa, nel senso il Carso, appunto noto per le grotte, non consente la possibilità né all'acqua di essere in superficie e quella che cade arriva nelle fessure, scende nella grotta e va in profondità, ma raggiunge profondità molto importanti, si parla di 200-300 metri sotto la superficie. Quindi per costruire un pozzo che vada ad attingere l'acqua a quelle profondità, chiaramente bisognerebbe scavare 300 metri, cosa che non esiste, non è mai stato fatto un pozzo di 300 metri in Carso. Ma appunto la differenza, perché noi parliamo quindi di pozzi in Carso, in realtà quei pozzi erano rivestiti internamente, erano degli scavi rivestiti internamente e si faceva convogliare l'acqua dei tetti delle case o delle piazze all'interno di questi serbatoi che erano quindi impermeabili e non permettevano all'acqua di uscire fuori da questa struttura. Quindi i pozzi a Trieste permettevano all'acqua di entrare dentro, mentre nelle cisterne, un po' impropriamente chiamate pozzi carsici, l'acqua entrava artificialmente all'interno della cisterna ma non permetteva l'uscita. Quindi bisognava proprio strutturare anche architettonicamente, ingegneristicamente questi scavi in maniera totalmente diversa. Certo, tra l'altro mentre vedremo anche delle immagini della vostra discesa nella nuova grotta Luftloch, no? Se non sbaglio, mi raccontavi delle novità per quanto riguarda anche il proteo, gli studi sul proteo, l'anfibio bianco cieco che insomma è un po' il simbolo delle grotte attraversate dal Timavo. Certamente, basti anche pensare che il proteo è l'animale anche rappresentativo della Slovenia, insomma, è quell'animale iconico della Slovenia, è per la prima volta è stato trovato sul Carso, diciamo, nelle nostre aree, e poi si è scoperto che questo, appunto, come dicevi Marco, questo anfibio, come le salamandre, come i tritoni, solo che ha degli adattamenti alla vita nel sottosuolo che sono incredibili. Cioè questo animale, per vivere nelle grotte, nell'acqua delle grotte, ha modificato il suo metabolismo, il suo ritmo di vita, addirittura la sua struttura del corpo. È un animale che andando a vivere nelle grotte è diventato cieco. Cieco perché nella grotta, chiaramente, non essendoci luce, avere la vista è energia sprecata. Quindi questo animale ha preferito affinare gli altri sensi, come quello per esempio del tatto o della sensibilità attraverso la pelle, per riuscire a sopravvivere in questo ambiente veramente molto molto difficile. Ma non solo, come tutti gli animali delle grotte diventa depigmentato. Allora, quando parlo con i ragazzini dico sempre che se un animale vede la luce del sole, o come una persona che magari va al mare a barco, la si abbronza, no? Diventa scura la pelle. Il proteo, vivendo tutta la vita nel sottosuolo, è diventato depigmentato, è diventato pallido. Un po' si vede che anch'io, andando tanto in grotta, sono un po' pallido, quindi non c'è tanto colore sulla pelle. Quindi queste strategie sono uniche per questo animale che, per fortuna, questa è una cosa che mi piace dire e di cui essere veramente orgogliosi, se il proteo fino a una ventina, trentina di anni fa era un animale che nell'immaginario era rarissimo, era veramente difficile da vedere,
Sì, probabilmente a quell'epoca era così, perché le falde delle acque del Carso erano molto inquinate, quindi questo animale povero era vittima di questo inquinamento da parte dell'uomo e aveva iniziato un po' a essere raro, non c'erano più delle grandi presenze di questo animale. Stiamo vedendo man mano come facciamo sempre più studi nel sottosuolo, come in realtà questo anfibio, questo proteo, abbia ripreso a vivere nei suoi ambienti originari e quindi con gran gioia possiamo dire che oggi andare nelle acque profonde del Carso, si parla sempre 300 metri, come anche nella grotta Luftloch che abbiamo appunto scoperto poco più di un anno fa, la presenza del proteo nel Timavo, nelle acque del fondo, sono molto massicce. Ecco, l'ultima volta che siamo scesi in Luftloch, questo era qualche settimana fa, addirittura ne abbiamo visti una dozzina di esemplari e molto grandi. Siamo scesi giù proprio in questa grotta e stiamo anche monitorando altre grotte perché sta venendo fuori una realtà che fino a qualche decennio fa era assolutamente inedita. Cioè sembrerebbe, ma sono dati veramente preliminari, che il proteo, che ha una diffusione territoriale legata sia al Carso triestino, Carso isontino e in Slovenia, parte della Croazia e giù un pochino per la costa adriatica, sembrerebbe che con i primi studi di genetica di questi animali, cioè controllando cosa hanno nel sangue, in poche parole, si è visto come in base a dove ci sono le popolazioni di proteo, questo proteo abbia una diversità genetica abbastanza diversa e si sta valutando, cioè gli studiosi, adesso c'è per esempio uno studio con Università di Lubiana, Museo di Storia Naturale e anche altri studiosi e ricercatori come quelli della Società Adriatica, volto proprio a vedere le differenze genetiche di queste popolazioni, perché potrebbero addirittura diventare delle sottospecie. Cioè, il proteo non una specie unica, ecco, che vive quindi da qui fino alle bocche del Cataro nel Montenegro, ma addirittura delle specie di proteo diverse, se non specie, forse delle sottospecie. Però questo animale è così difficile da studiare che quindi queste cose, queste differenze, possono venire fuori solamente con degli esami molto approfonditi. Allora siamo andati giù proprio nella grotta Luftloch per prelevare il muco dei protei, abbiamo dei permessi ministeriali per farlo, quindi insomma non è che ci si improvvisa ricercatori di queste cose, siamo andati a catturare dei protei solamente per i minuti in cui si fa un tampone cutaneo, quindi si preleva semplicemente un po' di muco sul corpo, questo muco poi va ad analizzarlo, va in una banca dati a confronto con altri protei di altre zone e si vedrà quanta differenza genetica c'è di questi animali. Beh, è una cosa veramente per noi del settore sconcertante, perché non ci si aspettavano delle sorprese così grandi su un animale che viene poi comunque studiato da 150 anni. Anche perché la mia perplessità / domanda è, cioè, come si è spostato questo proteo colonizzando aree molto diverse nel sottosuolo? È una domanda azzeccatissima. Le origini del proteo sono un po' complicate, nel senso non si ha una visione completa del discorso. Potrebbe essere che ci fosse stato un animale comune, un protoproteo, ecco, scusate il gioco di parole, un protoproteo che vivesse da qui fino alla Slovenia, Croazia e più giù, e che solo in tempi molto successivi all'esistenza di questo animale abbia iniziato a frequentare la grotta. Le grotte, essendo dei posti molto isolati, non permettono dei grandi scambi con le altre aree carsiche dove ci sono eventualmente altre popolazioni di proteo sempre derivanti dal protoproteo, e che quindi il protoproteo sia andato in tutte queste aree che dopo, non avendo scambi tra loro, si siano isolate e abbiano dato la possibilità della creazione di queste forme appunto un po' più localizzate, che adesso vedremo se riusciranno a diventare specie o
sottospecie. Ma visivamente ci sono delle differenze? Visivamente c'è qualche differenza morfologica, quindi estetica, ma molto poche. Questo è un grande problema degli animali di grotta, perché un animale esterno che va a finire in una grotta, anche se è isolato da altri animali esterni che vivono nelle grotte, avrà sempre gli stessi adattamenti così severi, così difficili per vivere in grotta, che tenderà a rassomigliarsi. Quindi anche due animali diversi che vivono nel stesso posto difficile della grotta tenderanno ad assomigliarsi. Quindi anche in questi casi di protei, magari tenuti separatamente dalla geologia dei posti, separati da migliaia se non milioni di anni, purtroppo c'è una cosa che si chiama convergenza evolutiva, ecco, che li porta a rassomigliarsi nonostante tutto tantissimo, proprio per l'adattamento che devono avere in questi posti così severi, così difficili. Sto cercando di trovare alcune immagini perché nella nostra esplorazione dell'abisso di Trebicciano, assieme all'amico Sergio Dolce che ci accompagnò in quella puntata di Bagolando, proprio perché scendemmo in un momento di quasi secca del Timavo, nella sostanzialmente pozza che rimaneva visibile a livello di acqua in quel momento, ce n'erano parecchie, quindi abbiamo avuto la fortuna di poterli riprendere anche più di uno con una certa tranquillità, perché sostanzialmente erano tutti lì e tra qualche momento anche ne vediamo qualcuno, insomma, no? Dipende molto dal periodo dell'anno, no? Sì. Ora, un'altra curiosità dei protei che abbiamo qui sul nostro territorio è che sembrerebbe che i protei del Timavo siano i più grandi di tutto l'areale di distribuzione del proteo. Abbiamo degli esemplari veramente giganteschi che raggiungono i 30 cm di lunghezza, ecco, e addirittura ne hanno pesato un esemplare in una grotta, sempre col Timavo in Slovenia, che aveva 80 grammi, cioè veramente sono dei salsicciotti giganti, ecco, sono i protei più obesi che ci sono. Questo probabilmente grazie alla ricchezza di cibo che trovano nelle acque sotterranee, di cui vi dicevo c'è una quantità di vita enorme tra gamberetti, molluschi e questi. Ecco, qua si vedono proprio dei gamberetti, questi sono i Troglocaris, che sono dei gamberetti ciechi piccolini, di cui il proteo va ghiotto, e giù nelle acque del Timavo di questi gamberetti ce ne sono a migliaia, cioè se ne vedono ogni volta a quantità veramente gigantesche. Un'altra caratteristica del proteo, molto molto particolare, è quella che gli anfibi, ecco, l'etimologia di anfibio vuol dire doppia vita. Gli anfibi, chi non è andato in un laghetto da piccolino, in uno stagno e ha trovato un girino? Beh, noi sappiamo che quel girino poi metamorfoserà, cioè cambierà, gli spunteranno le zampette, dalle branchie diventeranno animali coi polmoni e diventeranno anfibi, cioè diventeranno anfibi come quelli che li conosciamo, rana, rospo, salamandra, tritone. Beh, il proteo è l'unico animale che in realtà nasce girino, quindi nasce con le branchie, con questi ciuffi che potrebbero rassomigliare a delle orecchie, ma in realtà sono il loro apparato di respirazione, ecco. Ma il proteo non metamorfoserà mai, non diventerà mai un qualcosa di diverso da un girino. Il proteo è un eterno girino e difatti va studiato questo comportamento unico per essere appunto nel genere di anfibi, proprio perché resta giovane, resta con un'apparenza giovanile tutta la vita, diventa un adulto pur mantenendo l'aspetto larvale, l'aspetto di eterno girino. Bene, quindi vedremo anche che risultato daranno queste scoperte e se appunto si potrà parlare del proteo del Timavo piuttosto che del proteo vedremo, sarà una bella scoperta, anche perché bisogna dire che la biospeleologia, cioè la scienza e lo studio che tratta della vita nelle grotte, ecco, è nata sempre qui nella zona di Trieste sul Carso Classico, quindi riuscire ad avere un ulteriore scoop, un'ulteriore esclusiva di questo genere, diciamo che è la conferma che nonostante questi studi siano nati qui più di 150 anni fa,
ecco, avendo degli approcci moderni e continuando a fare ricerca su un territorio studiato e arcistudiato da generazioni, possono venire sempre fuori delle enormi scoperte, non solo appunto dal punto di vista biospeleologico, cioè della vita delle grotte, ma anche dal punto di vista speleologico, come sì, le scoperte del Timavo, come avevamo anche accennato l'altra volta a una nuova grotta proprio a ridosso fra il confine italiano e sloveno, la Matejeva Jama, dove anche lì in questi giorni, nonostante siano passati 6 mesi insomma dalla scoperta o qualcosa o circa più o meno, ecco, si continua l'esplorazione, si trovano sempre dei tratti nuovi, bisogna fare delle risalite, scendere nuovi pozzi e ampliare quindi la mappatura di tutto questo dedalo di ambienti che noi continuiamo a scoprire e esplorare nel sottosuolo. Difatti anche proprio qua le immagini sono relative alla Matejeva, sì sì. Eccole qua. Allora, io mi fermerei un istante, poi torniamo a parlare di questa grotta, delle altre esplorazioni sulla Luftlok, torniamo tra poco. Ancora con Marco Restaino della Società Adriatica di Speleologia, abbiamo rivisto le bellissime immagini della grotta Luftlok, delle prime esplorazioni, del momento, diciamo così, anche del Brindisi, quando la grotta insomma, è stata scoperta. Questa è la Matejeva, però quella che vediamo a sinistra, la Luftlok è questa qui. Il tema è quello che mi diceva Restaino in pubblicità, cioè per noi scendere e salire è un po' come prendere l'ascensore, cioè fare il tragitto. Il tema è continuare a fare delle attività per nuove scoperte, per studi, quando scendiamo poi nella cavità. Con che obiettivi? Perché qua il tema che molto spesso abbiamo affrontato è collegamento tra Luftlok e Abisso di Trebiciano, necessità, quando si può, di andare giù con dei gommoni, con degli speleosub. Come continuerà? Certo, quando si parla di speleologia, nell'immaginario così collettivo c'è l'idea che una persona scende nella grotta, va a fare una visita e torna fuori. Beh, quello sì, non è che non sia speleologia, perché comunque per scendere nelle grotte bisogna essere debitamente preparati, avere le attrezzature, le conoscenze giuste, anche la predisposizione d'animo giusto, ecco. Chiaramente se uno è claustrofobico è meglio che non vada nel sottosuolo. Ecco, però l'attività dello speleologo non è solo quello esclusivamente della visita alle grotte, a scendere giù e guardare le stalattiti, le stalagmiti, gli ambienti. L'attività dello speleologo è quello di scendere attraverso la grotta e con occhi esperti, con occhi attenti, cercare di portare al di fuori delle documentazioni che siano di interesse collettivo. Quindi noi andiamo sì nella grotta, ma non è che andiamo per passare la domenica in allegria, andiamo in grotta anche per quello, ma vuoi anche per fare delle analisi dell'acqua, dei campionamenti biologici, dei rilievi geologici, delle esplorazioni, perché le grotte continuano e quindi bisogna lavorare all'interno della grotta per scoprire nuovi ambienti, nuovi passaggi che poi ci permettono di estendere la mappatura sotterranea. Quindi, come anche quando andiamo in Luftlok, e vi andremo, eravamo qualche settimana fa e ci torneremo fra qualche settimana, noi semplicemente il fatto di scendere per 300 metri e scherzosamente ti dicevo è come premere il pulsante dell'ascensore per noi, perché non appena si arriva lì, nella caverna finale col fiume, si inizia a lavorare, si inizia a osservare, a tirare fuori documenti, studiare, misurare, prelevare, campionare. E poi c'è la risalita che dura anche parecchie ore, però non è solo scendere e salire, è scendere, osservare, guardare e poi salire. Quindi è un'attività molto complessa, ma questa è la speleologia, un'attività di ricerca. Si cerca di non andare a fare i turisti di grotta, ecco, ma di portare fuori qualche documento
buono. Quindi anche nella Luftlok torneremo, bisognerà continuare le esplorazioni, bisognerà continuare, come ricordavi, anche a scendere giù portando dei canotti, quindi materiale, peso, fatica, per andare a esplorare e continuare le ricerche in direzioni fino ad oggi non si era potuti arrivare, perché appunto la scoperta è recente. Prepareremo sicuramente anche la possibilità di esplorazione ad uno speleosub. Chi sono gli speleosub? Sono quelle persone che non si accontentano di andare a esplorare le grotte, ma che addirittura varcano, superano il limite del normale speleologo andando a esplorare nelle acque delle condotte sempre perennemente sommerse dei fiumi carsici. Quindi l'ultima esplorazione che verrà portata avanti nella Luftlok sarà quella di portare giù, sarà mirata a portare giù uno speleosub per cercare, come ricordi benissimo, il collegamento fra la famosissima grotta di Trebiciano, dove è nato tutto, dove è nata la speleologia nel 1841, e la Luftlok, che distano tra loro più o meno 1 chilometro. Attraverso gli speleosub e le loro esplorazioni, le due grotte sono state mappate anche a livello sommerso e mancano ormai solo 200 metri per fare questa giunzione, che potrebbe dare, anzi sento che darà, un sistema unico di gallerie del Timavo, percorsi del fiume, con cui si potrà appunto percorrere dove da noi comuni speleologi e per invece gli speleosub ben quasi 2 chilometri di fiume sotterraneo. E questo sarà il primo esempio locale dove proprio sarà possibile seguire e mappare il nostro tanto amato fiume Timavo sotterraneo. Certo, e ricordiamo, una cosa si domanda, perché è così importante? Il fiume Timavo è importante storicamente perché è stato il primo fiume, assieme al Carso classico triestino, che ha dato i natali proprio a tutti i discorsi di ricerca e di studio che hanno portato a capire la formazione delle grotte, a capire questo carsismo, che poi è diventata una materia di studio, argomento di studio in tutto il mondo. Se si va in Australia, in America, i testi di geologia, quando parlano di carsismo e di grotte, citano la ricerca del Timavo, citano i primi studi che sono stati fatti sul Carso relativi appunto alla geologia e alla formazione delle grotte. Quindi il nostro è stato dagli albori un laboratorio per gli scienziati per capire come si sviluppassero sia le grotte che le acque sotterranee. Oggi questa ricerca, partita proprio da qua, più di 150 anni fa, diventa ancora più attuale con i problemi che abbiamo legati all'approvvigionamento idrico del territorio. Si va avanti in una direzione in cui l'acqua è un bene sempre più prezioso, che va salvaguardato, ma che anche va studiato. E studiare un'acqua sotterranea in Carso, come anche il Timavo, vuol dire garantire una maggiore informazione e una maggior tutela su queste nostre falde profonde, che oggi non vengono utilizzate perché l'acqua di Trieste arriva dalla bassa pianura friulana con un'acqua buonissima che si potrebbe imbottigliare, oligominerali, la nostra acqua è meravigliosa, si può bere l'acqua del rubinetto di casa, è sana, veramente si potrebbe imbottigliare. Però non sappiamo quanto durerà questo benessere, speriamo il più a lungo possibile, ma questo non vuol dire che bisogna trascurare l'acqua di casa, perché un domani potrebbe essere l'acqua che ci salverà la vita, perché quell'altra acqua potrebbe essere inquinata prima o poi. Ti fermo un secondo, perché c'è una telefonata da casa, magari qualche curiosità. Pronto? Buongiorno, sono sempre Gino. Ciao Gino. Volevo chiedere una domanda. Proprio nei dintorni dell'abisso di Trebiciano c'era una volta la discarica urbana e a suo tempo avevo delle notizie che addirittura certe grotte erano state allagate con idrocarburi, eccetera. Volevo qualche notizia in merito, grazie. Verissimo, ci sono purtroppo nella zona di Trebiciano ci sono due cose abbastanza scandalose.
La prima è che proprio alle spalle della grotta di Trebiciano c'è una grotta, che si chiama grotta presso l'abisso di Trebiciano, dove in maniera legalizzata negli anni 60-70 veniva sversato il contenuto di cisterne e quindi la grotta è piena di idrocarburi. Purtroppo in quel periodo non c'era l'attenzione che abbiamo oggi, non c'era neanche la conoscenza del fatto che se tu in territorio carsico sversi in superficie, da lì a pochissime ore l'inquinamento arriva nel sottosuolo. Quindi questo è uno scandalo su cui si sta lavorando e proprio ci sono delle linee di ricerca recentissime, magari ne parleremo la prossima volta perché stiamo facendo dei lavori proprio in questi mesi, volte allo studio di questo inquinamento, grazie soprattutto all'interessamento della Regione e del Servizio Geologico Regionale, poi assieme anche all'ARPA e all'Università di Trieste, sezione Matematica e Geoscienze. Ecco, quindi c'è un'equipe che adesso sta studiando quest'area e sta studiando le situazioni derivanti da questi inquinamenti pregressi. Oltre alla grotta inquinata da idrocarburi c'è l'enorme problema della discarica attigua là vicino, perché il Comune di Trieste ha dovuto a suo tempo trovare un'area dove mettere tutto questo materiale, mettere questi rifiuti, e dove l'ha fatta? Purtroppo l'ha fatta proprio sopra il corso sotterraneo del Timavo. Voi capirete bene che se faccio una discarica sopra il corso del Timavo non è proprio una cosa così azzeccata. Quindi ci sono in questi mesi degli studi più approfonditi che proprio valuteranno l'impatto della grotta, delle varie grotte là vicino, ecco, per vedere cosa ancora forse arriva nel sottosuolo, non è detto. Quindi sì, è una cosa abbastanza delicata da affrontare, perché ovviamente operazioni di risanamento per una discarica non sono questione facile, però la cosa molto molto importante è che c'è una grande attenzione e sensibilità da parte di tutti gli enti, che quindi finalmente si stanno adoperando per fare degli studi preliminari per comprendere meglio questa delicatissima situazione. Tra l'altro è in partenza anche un nuovo corso di speleologia urbana, quindi per andare a esplorare, diciamo, il sottosuolo triestino. Sì, non solo speleologia urbana, anzi non solo speleologia normale, ma anche speleologia urbana, quindi quell'attività volta a incuriosire le persone e a spiegare tutto quello che c'è sotto i piedi della nostra città. Adesso è proprio partito da pochissimo un nuovo corso, questo dovrebbe essere il 10º, ecco, mi piace sempre ricordare chi un po' ha dato i natali a questa iniziativa di ricerca in territorio locale, cioè Armando Alupca, ecco, che lo zio di Marco, insomma, ecco, mi piace sempre ricordarlo, che era il direttore della sezione di speleologia urbana della Società Adriatica di Speleologia. Chi ha portato avanti poi le redini, l'eredità di Armando è il figlio Enrico, che anche assieme a Paolo Guglia e gli altri collaboratori della Società Adriatica di Speleologia appunto creano questi percorsi dove le persone le portiamo per esempio nei sotterranei dell'acquedotto teresiano, di cui abbiamo parlato prima, ma non solo, facciamo anche un incontro allo Speleovivarium, che è il museo per la speleologia, che attualmente anche, sempre per fare dei ponti, ecco, dove si fa tanta ricerca anche sulla vita del sottosuolo e in primis il proteo. Ecco, poi li porteremo alla Kleine Berlin, grazie alla collaborazione col Club Alpinistico Triestino, proprio questa domenica. Ecco, faremo una visita là sotto, perché è il più grande sotterraneo, il più grande bunker militare, insomma, che abbiamo in zona, che è quello davanti al Foro Ulpiano, no? Là del Tribunale. Ecco, ma non solo, poi li porteremo
in quelli che storicamente sono degli affascinanti sotterranei come quelli di Santa Maria Maggiore. Ecco, grazie ovviamente alla collaborazione con la Chiesa che ci dà la possibilità di accedere a questi sotterranei dove lì, insomma, chi non ha sentito mai parlare della leggenda della Camera Rossa, no? Dell'Inquisizione, ecco, sono cose che insomma adesso vanno un po' ridimensionate, però l'attenzione a questi sotterranei che hanno portato così tanto mistero alla città, insomma, è sempre alto, quindi facciamo anche delle visite là sotto. È molto affascinante. Pronto? Buongiorno, ancora una curiosità, credo. Sì, proprio una curiosità. Buongiorno a lei, dottor Stabile, un grazie, proprio grazie a Tele4 che raccoglie queste nostre intelligenze. Volevo domandare al signor, siccome mi stavo perdendo un po' con la memoria, perché con i miei tanti lustri, mi sono andato una volta a Cob Doli, là sa dove che c'è quel famoso gelso dei Fabiani. Lei la sa, perché se la gente del Carso la sa senz'altro. È bellissimo vedere, c'è un libro anche, fra l'altro. Sì, di Renato Ferrari. Volevo solo domandare, là di sì, se non dai mia moglie che potremmo camminare tutti do, c'è un paesetto, e lei che l'ha parlato delle cisterne, in quel paesetto c'è qualcosa di straordinario. Tutte le gorde, tutte le robe porta in una cisterna centrale nel paese e sono tutte fatte di pietra. Mi sono restate qualcosa di straordinario. So che lei ha delle grotte e mi sono un pochettino indrio con le carte, però la mi ricordi sto paese che mi sfuggi. La ringrazio perché mi parlo sempre monale. Grazie. Tante. Grazie. Parliamo del paese attiguo a Staniel, San Daniele del Carso, no? Se non sbaglio, dove è ambientata anche la vicenda, no? Del gelso dei Fabiani di Renato Ferrari, che ricorda, diciamo, la grande storia d'amore sullo sfondo dei genitori, che furono i genitori di Max Fabiani, che è un modo per raffigurare i famosi 100 anni di pace sul Carso, ovvero il sottotitolo del libro, che parla appunto dell'epoca in cui sotto l'impero austro-ungarico, diciamo, si conviveva tra popoli diversi. Sì, no, è bello proprio come anche il Signore ricorda delle grondaie in pietra. Anch'io a volte le ho viste negli abitati del Carso e sono veramente straordinarie, cioè delle gorne in pietra lavorate, no? È eccezionale. Chiaramente, visto che nei paesetti del Carso, dove non c'era acqua superficiale, c'era questa attenzione ancora maggiore alla conservazione e alla raccolta dell'acqua, si trovavano tutti questi stratagemmi ingegnosissimi per raccoglierla, come le gorne, come si è parlato anche prima delle cisterne, perché ogni paese aveva la sua o cisterna o più cisterne, come ogni paese aveva anche comunque i suoi stagni e i suoi laghetti, che però erano per un'altra funzione, no? Mentre la cisterna era per l'approvvigionamento della cittadinanza, ecco, gli stagni erano per lo più per il bestiame. C'era comunque un'attenzione veramente altissima all'acqua, proprio in un territorio che tutta l'acqua la nasconde nelle grandi profondità sotto la superficie, quindi non era possibile tirarla fuori facilmente. Allora, in fase conclusiva abbiamo ancora un paio di minuti, ti chiedo anche come ci si mette in contatto con la Società Adriatica, se qualcuno vuole entrare a farne parte, partecipare alle vostre attività, imparare ad andare in grotta. Certo, allora c'è da dire che la Società Adriatica e Speleologia è una fra le tante realtà speleologiche di Trieste, ci sono tanti gruppi, quindi una persona che è incuriosita da questo mondo del sottosuolo e che vorrebbe saperne di più, non solo può contattare tramite i siti internet o Facebook uno di questi gruppi, ma anche ci sono dei posti dove ci si può avvicinare anche alla speleologia o al mondo del sottosuolo, per esempio visitando lo Speleovivarium, che ne abbiamo parlato prima, appunto questo museo che parla della vita delle grotte, ma anche del ciclo dell'acqua e dell'attenzione a tutte le risorse idriche sotterranee, o alla Kleine Berlin, o alle altre offerte, insomma, che ci sono sul territorio, Grotta Gigante. Ecco, è un territorio abbastanza ricco di offerte dal punto di vista del mondo del sottosuolo. Comunque, andando su
su Facebook o su internet si trovano tutti i nostri contatti. Se qualcuno fosse ulteriormente, maggiormente interessato, ricolgo l'occasione per ricordare del convegno speleologico che ci sarà a Gorizia il 14 e 15 giugno, dove lì uno proprio può avere un'infarinatura generale di tutto quanto, un convegno aperto alla cittadinanza, dove se ne sentiranno veramente di tutte, con mostre anche fotografiche e interventi molto attuali soprattutto, cioè su quello che la speleologia sta realizzando, sta portando avanti in questi anni, ecco. Allora, io ringrazio molto Marco Restaino per essere stato con noi e per averci fatto questa panoramica ampissima sul mondo delle grotte, della speleologia urbana. Grazie, ovviamente quando hai novità noi siamo qua pronti ad ospitarti. È tutto per questa mattinata assieme a Sveglia Trieste, ci vediamo alle ore 13, poi col telegiornale delle 13:20 e alle 19:30 per quello serale. TG Tele 4 garantiti anche domani e lunedì. Restate con noi.